Ben ritrovati con Sveglia Trieste, buongiorno a tutti, lunedì 12 giugno, mattinata questa che dopo la rassegna stampa dalle 8 alle 9 trascorreremo in compagnia del consigliere comunale del Partito Democratico Luca Salvati e dalle 9 alle 10, sempre in consiglio comunale ma con Fratelli d'Italia, il consigliere Stefano Vatta. Questi i nostri ospiti, leggiamo la pagina meteo, poi il sito della Corriere della Sera, poi il Piccolo, una depressione in quota insisterà nei prossimi giorni tra Polonia e Germania, interessando parzialmente con aria fresca in quota anche le Alpi orientali, dove tenderà a persistere l'instabilità atmosferica nelle ore pomeridiane. Per oggi, lunedì 12, di mattina cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali nubi basse in qualche valle alpina. Dal pomeriggio si avrà variabilità a partire dalla zona montana, con probabili rovesci e qualche temporale, in successiva estensione a qualche zona di pianura e forse anche dalla costa, specie occidentale. Sulla costa e zone orientali soffierà bora moderata, temperature minime 17-20 gradi, massime 24-26 gradi centigradi. Per domani, martedì 13 giugno, di notte e di mattina, residuo nuvolosità specie a ovest con bora moderata sulla costa. In giornata si avrà qualche schiarita specie verso la costa dove entrerà brezza, ma anche nuovi annuvolamenti con qualche pioggia o rovescio sulla zona montana e localmente anche in pianura. 18-21 gradi temperature minime per domani, 22-25 gradi invece le temperature massime. Il Corriere della Sera, che nella sua edizione odierna apre con i migranti, l'intesa a metà con Tunisi, il viaggio di Meloni e von der Leyen, Sayed non farò la guardia di frontiera, al tavolo anche il leader olandese. Subito 150 milioni, la Premier dice abbiamo fatto un passo avanti, l'obiettivo è trovare un accordo entro fine mese. Coinvolta l'Unione Europea, il nostro ruolo ora è strategico, una delle interviste a Corredo, perché il MES forte di tensioni può attendere uno degli scenari attorno alle decisioni europee. Una crisi che divide, scrive Maurizio Ferrera, con i vari argomenti internazionali. Poi la foto notizia, la domenica delle rosse vincono Ferrari e Ducati, la 24 ore di Le Mans dopo 58 anni e Bagnaia si impone al Mugello per il motomondiale. Le altre notizie: sparisce 5 anni dal cortile di casa, l'ipotesi rapimento a Firenze, la madre so chi l'ha presa. L'ultima immagine di Cata, questa ragazzina nella foto, 5 anni, e di sabato alle 15 giocava ai giardinetti con il fratellino e le immagini delle telecamere la riprendono mentre rientra a casa nell'ex albergo Astor di Firenze e non sarebbe più uscita. Il vuoto e il sospetto, la bimba di origini peruviane potrebbe essere stata rapita, la mamma ha detto so chi l'ha presa. Queste le parole che poi aprono dunque lo scenario del possibile rapimento. Il trionfo di Novak Djokovic e il re degli slam a Parigi sale così a 23 successi e la vittoria proprio di Djokovic lo fa diventare anche il primatista dei grandi slam per quanto riguarda il circuito ATP di tennis. Domani in edicola scrittori a Milano, le case scordate con la lettura, e poi la guerra, liberati 3 villaggi, la spallata di Kiev, i segreti dell'offensiva, continua la controffensiva di Kiev con una strategia più agile, liberati per adesso 3 villaggi, il colloquio, Johnny Dorelli, io, Gloria, l'amore, la mia vita felice. L'amore per Gloria, i sogni e l'America. Johnny Dorelli si racconta al Corriere. Ultimo banco di Alessandro D'Aveni, a quanto sei fuori, con i vari argomenti di attualità affrontati all'interno del Corriere. Andiamo al Piccolo con i titoli del Friuli Venezia Giulia e non solo, addio alla libreria delle Paoline, e la fotonotizia di oggi con a pagina 18 gli approfondimenti, ma il titolo di evidenza, quello della galleria di Piazza Foraggi, nuovo rinvio, pronta un'altra proroga di 15 giorni, risolte le perdite idriche, si attendono ora i quadri elettrici, questa la situazione quantomeno probabili. Altre 2 settimane di proroga per il completamento della galleria Foraggi Montebello. L'ultima ordinanza comunale aveva fissato a giovedì 15 giugno la data di sblocco di un cantiere che è durato quasi un anno in più rispetto all'originaria previsione, quando il principale collegamento urbano nord-sud venne chiuso il 16 maggio con riapertura programmata a luglio successivo.
Oggi lunedì 12 giugno, trascorsi poco meno di 12 mesi rispetto all'utopistico orizzonte di quel di luglio del 2022, non è ancora ufficiale quando la galleria rivedrà la luce. I tecnici comunali dichiarano che i lavori sono finiti, che le percolazioni acquee sono state risolte e che, a Dio piacendo, non piove più dentro la galleria. Quindi altra proroga per completare i lavori rimanenti. Nel taglio alto il focus: medici di famiglia, aumentati i casi Covid con sintomi, dicono alle pagine 10 e 11. Al microscopio, business globale contro l'obesità. Grandi risultati e qualche rischio con le diete e sicuramente gli stili di vita, pagina 17. La Tunisia dice no ai centri migranti in cambio di denaro dall'Unione Europea. Con i nodi del governo e le trattative internazionali sul PNRR, il ministro Fitto avvisa le regioni: rendano conto delle spese. Il ministro degli affari europei Raffaele Fitto dice: non pensiamo di dare un importo generico a ogni regione perché lo spendano come meglio ritengano. Queste le parole di Fitto. Federica intanto a Boston, focus sull'energia, dobbiamo farci trovare pronti. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha concluso la missione a Boston, dove ha rilanciato le opportunità del Friuli Venezia Giulia, incontri dedicati anche al futuro della produzione energetica. A Muggia lo sbarco di Hollywood con le riprese cinematografiche che vedremo dopo, pagina 23. L'intervista a chef Metullio: alla città turistica servono parcheggi e collegamenti, dice lo chef stellato Matteo Metullio, intervistato da Laura Tonero. Rubato il furgone che portava i mini atleti a fare le gare, il caso che Giampaolo Sarti ci spiegherà a pagina 20. La cultura, Joyce, la difesa di Wild a Trieste, mentre Pat di D'Agostino, sogno mondiale per il pattinaggio artistico triestino, viaggio nelle società sportive del piccolo, in questo caso pattinaggio a rotelle con il Pat che sogna il mondiale con il proprio potenziale e la propria esperienza. Le pagine interne del piccolo, Sayed gela l'Unione Europea, non accettiamo profughi in cambio di denaro. Meloni, von der Leyen e Rutte in missione a Tunisi con un pacchetto da 150 milioni, altri fondi per fermare gli immigrati regolari, ma l'Unione Europea pretende l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale. Il primo passo verso un partenariato, vogliamo arrivare al Consiglio Europeo di fine giugno con un memorandum già firmato, ha detto Giorgia Meloni. Kais Saied, la soluzione che alcuni sostengono segretamente di ospitare in Tunisia migranti in cambio di denaro è disumana e inaccettabile, ha detto il vertice tunisino. Fondi condizionati alle riforme, la trattativa di Tajani a Washington nella sua missione negli Stati Uniti. Il leader arabo alza ancora il prezzo, ma in Unione Europea i paesi del nord fanno muro. Palazzo Chigi è ottimista, stiamo negoziando, la Premier punta al Consiglio dell'Unione Europea. A Tunisi i familiari dei morti in mare hanno protestato per l'arrivo di Giorgia Meloni. Ci sono stati momenti di contestazione in virtù di quanto nelle barche e nei barchini accade nel Mediterraneo, poi con le posizioni anche politiche di chi ritiene governo o comunque parte politica anche responsabile di quanto accade in mare. Al tavolo col dittatore, l'autocrate insofferente al pluralismo dovrebbe essere inserito fra i nemici della democrazia. Invece la potente Europa si umilia davanti a chi in Tunisia ha scatenato la caccia al migrante. Questa è l'analisi di Domenico Quirico. Qui le immagini invece. Kais Saied, presidente della Tunisia dall'ottobre 2019. Nel 22 ha modificato la Costituzione rafforzando l'esecutivo. Nella seconda foto vediamo un momento di protesta in piazza nello scorso marzo a Tunisi, scatenata dall'inflazione che è salita alle stelle. Esclusi i cronisti dal palazzo presidenziale, i leader non rispondono alle domande. In questo caso il giornalismo ha avuto poco ruolo nella dinamica, visto che non sono stati ammessi i cronisti. Alarm phone, barca in difficoltà, contatti persi, Malta li ignora, soccorsi in 400 a Pozzallo, ancora emergenza in mare. La bandiera ucraina sui primi villaggi riconquistati da Kiev, la controffensiva procede. Verso est i russi sparano sulle barche dei civili a Kherson, 3 vittime. Qui le immagini dei soccorsi con una barca colpita a Kherson. Al centro invece di questa foto vediamo la bandiera ucraina issata dai soldati
in uno dei villaggi del Donetsk. Un musicista americano arrestato per droga, un nuovo caso a Mosca, rischia 20 anni di carcere. Michael Travis Lake, musicista americano, ex parà dell'aviazione statunitense che vive in Russia da 10 anni, arrestato a Mosca con l'accusa di traffico di droga, esattamente il mefedrone. L'arresto arriva dopo quello delle star del basket Britney Greener, condannata a 9 anni per un grammo di hashish, è rimasta in cella in Russia per 10 mesi. E queste sono le notizie dalla Russia. Poi PNRR, i nodi del governo, Fitto avverte le regioni, rendano conto delle spese. Il ministro agli affari europei dice fondi per pochi obiettivi con un preciso cronoprogramma, se non riescono a usare i soldi, le risorse resteranno allo Stato affinché siano utilizzate per intero. A proposito di fondi europei, c'è in corso un braccio di ferro che forse non era ancora venuto del tutto allo scoperto e ci voleva la masseria di Bruno Vespa per arrivare finalmente al nodo. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, sabato era stato molto esplicito. Il governo, ossia Raffaele Fitto, con la storia di mettere ordine tra i vari fondi europei, sta bloccando tutto, anche i fondi di coesione che ci spettano. Non si fa così. Un ospedale che vuole mettere ordine smette forse di curare i pazienti, un tribunale smette di fare udienze. Quei soldi sono nostri, ma il ministro li vuole gestire lui. Per intenderci, ci sono 4.700 imprese pugliesi che aspettano un incentivo dalla regione e solo in questa terra ballano 8 miliardi di euro. Ieri, sullo stesso palco, arriva poi Fitto, l'arcinemico di Emiliano, pugliese come lui. Vespa lo stuzzica e il ministro non si fa pregare, vero? Non pensiamo di dare un importo generico ad ogni regione perché lo spendano come meglio ritengano. Il governo non darà queste risorse con queste modalità, ma per pochi obiettivi, con un elenco deciso e un cronoprogramma. Ecco dunque il tema del contendere. Giorgia Meloni non sta accentrando a Palazzo Chigi soltanto i fondi del PNRR e quelli del Next Generation e dell'Unione Europea, ma anche i miliardi della coesione che in genere venivano girati alle regioni senza fiatare. Fitto, con l'ottica di armonizzare i diversi fondi, ha bloccato tutto e non sgancerà un euro al buio. Viene ribadito in questo articolo. La AMN, riforme del governo lontane dalla Costituzione, l'Associazione Nazionale Magistrati no allo sciopero, confermato lo stato di agitazione e scontro con Nordio. Intanto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è stato a Boston rilanciando la regione, un territorio adatto agli investimenti degli Stati Uniti, focus sull'energia a fusione cui lavora CFS, partecipata di Eni. Dobbiamo farci trovare pronti, la buona politica guarda avanti. Qui il presidente a Boston, nella missione anche incontri con Elen, Novartis e altre realtà utili a porre le basi di una filiera per aiutare le nostre start-up. Il valore aggiunto che abbiamo, il personale istruito nella ricerca e la collocazione geografica. Qui in foto vediamo Mariangela Zappia, mentre in questa foto più in grande il presidente Fedriga. Corsi di aggiornamento, gli atenei formeranno i professori delle scuole. Si legge in questo articolo laterale, le università di Trieste e Udine si mettono a disposizione per la formazione degli insegnanti delle scuole medie e superiori. La Giunta ha approvato la convenzione che verrà firmata con l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Atenei nelle prossime settimane. L'obiettivo è migliorare e innovare la didattica a scuola, sviluppando corsi di formazione e divulgazione scientifica a beneficio dei docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Mozione del patto per l'autonomia sul fine vita si approvi come in Veneto. Bullian sollecita le adesioni trasversali. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia deve dimostrarsi in grado di riuscire a codificare procedure e tempi certi nella gestione del fine vita. Lo dice in una nota il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia Enrico Bullian, primo firmatario della mozione, che presentata nei giorni scorsi vuole impegnare la Giunta regionale a garantire percorsi oggettivi e rapidi per gli accertamenti relativi alle persone che fanno richiesta di fine vita. Si tratta in pratica di ottenere il rispetto della sentenza Cappato della Corte Costituzionale che ha giudicato non punibile chi agevola il proposito di suicidio di una persona tenuta in vita da un trattamento di sostegno e affetta da una patologia irreversibile certificata da una struttura sanitaria pubblica. Questa è la richiesta della mozione del Patto per l'Autonomia. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale
per aprire la finestra riguardo alla giornata odierna, sulle segnalazioni della nottata e ciò che c'è in agenda invece per questo 12 giugno. Buongiorno commissario De Grassi. Buongiorno Guglielmo, buon lunedì a tutti. Iniziamo con il dire che per quanto riguarda la nottata, per quanto ci riguarda è trascorso tutto con interventi nella routine. Per quanto riguarda la giornata odierna, al momento il traffico è mi sentite? Sì. Ah, bene, scusate ma non ho... Prego. Muto. Sì, il traffico al momento è tranquillo, non abbiamo interventi particolari in atto, finalmente sembra che anche il meteo si sia un po' stabilizzato. Abbiamo in nota questa mattina in Piazza Unità alle 10, poi anche ci sarà nel pomeriggio la Maina, questa mattina c'è l'altra bandiera solenne per una cerimonia, perciò potrebbero esserci dei rallentamenti, ovviamente ogni volta che c'è l'altra e mai una bandiera il traffico sulle rive viene bloccato per i movimenti appunto della bandiera. Abbiamo una asfaltatura in via Boveto, intersezione Viale Miramare con Movieri sul posto. Dovrebbero ultimare in giornata, dovrebbero fare solo la semicarreggiata lato mare. Mi segnalano anche la chiusura della via Schmidl in zona Giarizzole all'altezza del civico 16, sono degli scavi urgenti a Cegas e l'elettricità che dovrebbero concludersi nella giornata odierna. Un'altra notizia così di pubblica utilità, anche se con il traffico non c'entra molto, il giardino pubblico dei Tomasini, quello di via Giulia, oggi e domani sarà chiuso per dei lavori di manutenzione. Sì. Al momento, ripeto, non abbiamo altri particolari interventi in atto, vi restituirei la linea. Grazie al commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a tutti voi. Andiamo a leggere altre notizie dal Piccolo, proseguendo con la lettura. Ricongiungimento familiare, Bersani e compagni tornano nel Partito Democratico. Conte freddo sulle alleanze, primo incontro con De Luca, ma no al terzo mandato. Queste le pagine politiche. Dopo 6 anni, articolo 1 di Bersani, D'Alema e Speranza si scioglie. Oggi è il giorno di un ricongiungimento familiare. L'immagine che usa Eli Schlein è una grande emozione. La ditta si scioglie in un luogo simbolo, il gruppo in gola della sala e dell'operaio della ex Whirlpool, che riguarda il video dell'ultimo discorso di Guglielmo Epifani. In questo stesso luogo fissa la solennità del momento. Circondato dai suoi colleghi nel capannone del vecchio Kral, l'operaio racconta la dura resistenza a lieto fine, una ricollocazione strappata coi denti, e poi ci sono gli occhi lucidi proprio di Schlein quando saluta PG Bersani, che annuncia il ritorno nel Partito Democratico da semplice iscritto. Scrosci di applausi, sei stato il mio segretario e ora lo sono io per te, ha detto Schlein a Bersani. Qui con dunque la politica, l'eterno gioco delle scissioni e delle correnti, scrive Alessandro De Angelis nel suo articolo a commento proprio dei fatti politici. Altre notizie, Iadolinea, annullata la gara, si allontanano i traghetti green, la compagnia ha ritenuto inadatte alle proprie esigenze le 7 offerte pervenute per 3 nuovi ferri ibridi da finanziare in parte con fondi europei, si riparte dunque da zero. Natanti troppo veloci e vicini alla costa, scattano le prime multe in Istria, le unità intanto previste in servizio entro un triennio dovranno sostituire scafi varati ormai una 60 di anni fa. Lignano, sarà la HEP a pagare la bonifica del tratto di costa inquinato. L'azienda elettroenergetica di Stato croata HEP a Lisignano, chiedo scusa, non a Lignano, a Lisignano, sarà questa la ditta a occuparsi delle spese di pulizia e bonifica dei 10 km di costa della località di Lisignano, nell'Istria Bassa, invasi nel novembre scorso da una chiazza di mazout residuato di petrolio. Montenegro, avanti il partito del presidente. Europa ora di Milatovic in vantaggio sulla formazione dell'ex premier Djukanovic, in calo l'affluenza ai seggi. Kumrovec, la città natale di Tito, punta sul museo del maresciallo. Il comune croato ha acquisito dallo Stato la proprietà dell'edificio che fu una delle residenze del leader e mira a fondi europei per il restauro, struttura culturale e multimediale. Le pagine seguenti ci portano all'estero. Il Regno Unito, arrestata
Sturgeon, in manette l'ex premier della Scozia, accusata di reati finanziari dopo l'inchiesta sui fondi del SNP, sparite più di 600.000 sterline destinate al partito indipendentista. Ad aprile era stato fermato il marito. Qui la notizia riportata. Intanto è sparita una bimba nel Fiorentino. Cata, dove sei? Sparita a 5 anni, tutta Firenze si mobilita nelle ricerche, un testimone, qualcuno l'ha presa, il malore della mamma, ora riportatemela, ha detto ai carabinieri. Chi può essere stato? È impossibile che si perda da sola, qualcuno l'ha presa e adesso deve riportarmela, dice la mamma della bimba scomparsa. 48 ore di angoscia, a dare l'allarme è stata la mamma. Sabato pomeriggio, rientrata dal lavoro, non ha trovato la bambina che aveva affidato allo zio. Tempo fa la famiglia del fratello della donna aveva avuto una pesante discussione con una delle famiglie che occupano l'ex hotel. Potrebbe essere la chiave del mistero. Tra le tante segnalazioni c'è una telefonata che gli inquirenti vagliano con attenzione, quella di un uomo di etnia latina che sosteneva di avere la bambina con sé. E anche su questo stanno ragionando proprio gli investigatori. La donna vive con la figlia in una stanza di un ex hotel occupato. Tempo fa la famiglia del fratello, come abbiamo letto, ha avuto un pesante litigio con alcuni degli occupanti di questa struttura. L'ultimo bacio a Giulia e Tiago, l'amore non può fare male. A Sant'Antimo, la folla in lacrime. Ai funerali della 29enne incinta uccisa dal fidanzato Giulia, a cui ultimo saluto è stato dato proprio ieri. I medici di base, torniamo in Friuli Venezia Giulia parlando della sanità in regione, aumentati i pazienti positivi al Covid con sintomi pesanti. Da Trieste a Gorizia segnalati in crescita i casi con febbre alta. Il dottor Franzin della FIMG, come sigla sindacale, conseguenze non gravi, ma fatto anomalo, ha detto Maschietto, l'altro medico, e la conferma che il virus resterà tra noi. Anche Fasiolo, i giovani più colpiti, quadro legato alla socialità. Di fatto distanziamenti e mascherine li abbiamo fondamentalmente archiviati e quindi secondo i dottori è normale che ci sia ancora qualche caso e in talune situazioni con febbre alta. Numeri in discesa in corsia, terapie intensive semivuote, il nodo dei tamponi casalinghi. Gli esperti confermano che la situazione negli ospedali è totalmente sotto controllo. Negli ultimi 3 giorni in Friuli Venezia Giulia riportate 53 positività e un decesso che poi, legato o non legato a questo, è un capitolo molto ampio, già discusso anche a livello nazionale. Cosa dicono i dottori? I medici di famiglia interpellati riportano un aumento di casi di pazienti con sintomi Covid più pesanti che nei mesi scorsi, sebbene non si tratti in generale di infezioni che comportano rischi di ospedalizzazione. Per il dottor Francesco Franzin, segretario triestino della FIMG, è un po' anomalo questo aumento di infezioni che colpiscono soprattutto le vie respiratorie in questo periodo dell'anno. La spia comunque che il virus permane, ha detto. Poi negli ospedali, a conferma di quanto rilevato dai medici di famiglia, la situazione è assolutamente tranquilla. Ieri nelle terapie intensive del Friuli Venezia Giulia si contava un solo ricovero di una persona positiva al coronavirus, una persona ricoverata con il Covid, non per il Covid. Fa sapere il primario di anestesia e rianimazione Giorgio Berlotto, qui in foto, dicendo di uno scenario che si sta protraendo in questo momento, in questo modo ormai da diversi mesi, quindi una situazione completamente sotto controllo. La fotografia relativa ai numeri che scendono secondo il bollettino della regione risultano sempre più modesti. Viene confermato anche da Fabio Barbone, che fin dal 2020 è stato responsabile della task force antipandemia in Friuli Venezia Giulia. Gli ospedalizzati con e per Covid sono in progressiva diminuzione, dice. Ieri risultavano ricoverate 32 persone, 31 nei reparti ordinari e una persona in terapia intensiva, più o meno come nell'ottobre del 2021. Nel suo monitoraggio l'OMS rende noto che dall'8 maggio al 4 giugno sono stati segnalati oltre 1,7 milioni di nuovi casi Covid nel mondo e oltre 10.000 decessi, in calo rispettivamente del 38% e del 47% rispetto ai 28 giorni precedenti. L'epidemia risulta dunque essere sempre più in arretramento
ma comunque 6 paesi su 10, 144 su 243, hanno segnalato almeno un caso di Covid fondamentalmente nei propri bollettini. I numeri in base alle rilevazioni risultano in calo in Friuli Venezia Giulia, pur tenendo conto del fatto che la maggior parte dei sintomatici il tampone, se lo effettua, lo fa a casa, non rientra nel bollettino dunque ufficiale delle regioni aggiornato sul sito web di Palazzo. Negli ultimi 3 giorni la direzione di salute informa di 53 positività, 23 venerdì, 18 sabato e 12 ieri, un decesso e un'incidenza settimanale sui 13 casi ogni 100.000 abitanti. Questo nel capitolo Covid, che onestamente non ci mancava, almeno a me, andarlo a leggere e a rivedere. Tumori aggressivi e nuove terapie. A Trieste si studiano i farmaci del futuro. Una ricerca dell'università: nanotrasportatori mascherati per il rilascio degli acidi nucleici contro la malattia. Creata a tavolino 2 nanoparticelle diverse, una specifica per le terapie a base di RNA e l'altra per quelle a base di DNA. E di questo si stanno occupando diversi scienziati e non solo. Banks riconfermato intanto direttore generale all'ICGEB, Lawrence Banks, direttore generale dell'istituto dal 2019, è stato riconfermato all'unanimità per un secondo mandato a partire da luglio 24. La conferma è giunta dal Consiglio dei Governatori, che si è riunito il mese scorso a Città del Capo. In Antartide la mappa del ghiacciaio Thwaites, un team di ricerca internazionale guidato dal British Antarctic Survey e a cui hanno preso parte anche l'OGS, ha dimostrato che al di sotto del ghiacciaio Thwaites i bacini di rocce sedimentarie sono molto meno estesi del previsto. Ancora MIT e SISSA, collaborazione sulla quantistica. Il 12 e 13 giugno al MIT di Cambridge, in Massachusetts, si terrà il workshop on Non-Equilibrium Quantum Thermodynamics, evento culmine della collaborazione tra MIT e SISSA. Il progetto mira a riunire esperti della termodinamica quantistica che da un lato hanno anche studiato questa attività a Trieste alla SISSA, dall'altro invece negli Stati Uniti. Dall'olmo spia ai microorganismi del mare e ai loro processi biologici, oltre il giardino di Mary Tolusso, che racconta in questo articolo diversi aspetti interessanti. Il business globale contro l'obesità, risultati eclatanti e qualche rischio al microscopio con Mauro Giacca. Semaglutide e tirzepatide sono 2 nuovi medicinali andati subito a ruba, ma i benefici non durano all'infinito, quindi le vecchie e sane pratiche di attività sportiva e dieta equilibrata e non stravolgente sono comunque sempre consigliate. L'amore per la scienza c'è sempre stato. La maestra elementare mi definiva il nostro scienziato, Giorgio Dall'Olmo, delle scienze ambientali, del ricercatore dell'OGS. Mi piace fare sport nel tempo libero, come la pesca subacquea in apnea, ma amo anche passeggiare e leggere romanzi, andando a chiudere l'articolo della pagina precedente. Questa invece è la sezione dedicata alle notizie di Trieste. Andiamo a leggere la prima di queste notizie, le altre subito dopo la pubblicità. Addio dopo una storia di 90 anni alla libreria delle edizioni Paoline. In calo vocazioni e incassi, in salita le spese, giù le saracinesche il prossimo 30 di giugno. Qui le foto del Piccolo che vanno a riprendere i corridoi, il banco, i libri della stessa libreria delle edizioni Paoline, prossime alla chiusura. Noi invece ora andiamo in pubblicità, torniamo tra poco andando a leggere le altre notizie della sezione della cronaca del Piccolo, nella parte relativa alle notizie di Trieste e provincia, poi vedremo lo spazio culturale e quello sportivo. Ci vediamo tra poco. Riprendiamo la lettura del Piccolo nelle pagine interne, quelle che si occupano della cronaca di Trieste. Abbiamo visto prima della pubblicità, addio dopo una storia di 90 anni alla libreria delle edizioni Paoline, in calo vocazioni e incassi, in salita le spese, giù le saracinesche il prossimo 30 giugno. Decisione sofferta, ammettono le 4 suore gerenti. L'ex vescovo Crepaldi aveva cercato una soluzione, ancora da verificare l'ipotesi che il negozio di Corso Italia venga trasformato in un centro di smistamento per i libri
di Sant'Egidio. Qui il cartello, libreria Paolina, chiusura il 30 giugno 2023 per cessata attività. La Trieste turistica è senz'altro cresciuta, ma mancano trasporti, park e segnaletica. Le considerazioni di Matteo Metuglio, chef stellato dell'Harris Piccolo, sul boom di visitatori e sull'offerta da migliorare. In questa intervista realizzata da Laura Tonero, lo stesso chef parla del turismo in città, della crescita importante di questo comparto, ma anche delle necessità che bisogna mettere a punto affinché proprio l'accoglienza turistica e la gestione dei visitatori, ma anche poi e soprattutto della vita dei residenti, siano conciliabili con le esigenze di ogni parte. In questa intervista, come detto, si parla di trasporti, ma anche di segnaletica e di una cultura in generale dell'accoglienza turistica a Trieste. Rubato il furgone che portava i bimbi alle gare, il mezzo della ASD Trieste Trasporti Atletica Giovanile è stato sparito, è stato rubato da Park di Valmaura. I ladri forse l'hanno già portato all'estero. Con molta probabilità i ladri hanno agito di notte, scrive Giampaolo Sarti, approfittando dell'oscurità, sicuri di non essere visti. Hanno forzato la portiera del furgone, sono saliti a bordo e fuggiti verso il confine con la Slovenia. Non un furgone qualunque, ma quello della ASD Trieste Trasporti Atletica Giovanile, un veicolo donato in beneficenza dalla Fondazione CR Trieste, che i responsabili dell'associazione sportiva utilizzavano abitualmente per portare i bambini a partecipare alle competizioni in regione e fuori regione. La società ora ne è rimasta dunque sprovvista. Fra le notizie in breve, Lilli, tra oggi e domani la decisione del giudice per le indagini preliminari, è atteso di fatti tra oggi e domani il pronunciamento del GIP Dai Notti sulla misteriosa morte di Liliana Resinovic. Il giudice dovrà decidere se archiviare il caso, come chiesto dalla Procura, o se accogliere la richiesta di opposizione all'archiviazione avanzata dai familiari e quindi riaprire le indagini. Incidente in via Udine, fa inversione a U e c'entra uno scooterista, un 53enne, rimasto lievemente ferito ieri mattina a causa di un incidente avvenuto in campo Belvedere nei pressi di via Udine. L'uomo era in sella allo scooter quando è stato centrato da un'auto con targa slovena che ha fatto inversione a U. Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia di Stato e la Polizia locale. Pagina successiva invece si occupa del cantiere nella Galleria Montebello, pronta un'altra proroga di 15 giorni, perdite idriche risolte, si aspettano ora i quadri elettrici per l'illuminazione e le certificazioni aziendali. L'intervento infinito, si legge, iniziato nel maggio del 2022, doveva durare 40 giorni e sta andando avanti da oltre un anno. Qui Massimo Greco ci dice, oggi lunedì 12, trascorsi poco meno di 12 mesi rispetto all'utopistico orizzonte di quel luglio del 2022, non è ancora ufficiale quando la galleria rivedrà la luce. I tecnici comunali dichiarano che i lavori sono finiti, che le percolazioni acque sono state risolti e che a Dio piacendo non pioverà più dentro. Mancano però 2 quadri elettrici incaricati di illuminare la volta e i marciapiedi laterali. I materiali dovrebbero essere in arrivo, inoltre gli uffici comunali aspettano le certificazioni aziendali che saranno rese dall'appaltatore beneventano SAC, indispensabili affinché la galleria venga riaperta al traffico. Questo è il report che il RUP Luigi Fantini ha reso venerdì scorso insieme al dipartimentale Giulio Bernetti e al sindaco di Piazza, concludendo che giovedì prossimo la galleria resterà chiusa e che più o meno 15 giorni serviranno a ultimare uno dei cantieri a più elevato tasso di prorogazione nella storia recente del municipio triestino, si legge in questo articolo. I servizi estivi di APT lungo la costiera, modalità stagionale, bus, bici e tariffe, e poi Cabinovia. Che relazioni tra il comune e la Leitner? Bernetti lo spieghi, l'attacco di Riccardo La Terza di Adesso Trieste. Il capogruppo della lista Adesso Trieste La Terza è indispettito. È quantomeno strano che un dirigente del comune dica in maniera così chiara ed evidente che dietro all'intenzione di realizzare un'opera da 60 milioni di euro c'è un interesse sostanzialmente lobbistico da parte di una delle aziende che andrà
che la andrà a costruire. Obiettivo dei suoi strali è il direttore dipartimentale Giulio Bernetti, che in una recente apparizione a Tele4 ha spiegato che la società Leitner è desiderosa di realizzare la cabinovia di Trieste perché il progetto farà da vetrina alle cabinovie urbane nel momento in cui il cambiamento climatico precluderà il mercato della montagna. Commenta La Terza: il fatto che Leitner tenti di accreditarsi sul mercato per il trasporto pubblico perché non si possono più fare affari con la montagna è abbastanza noto agli addetti ai lavori, ma sentirlo dalla bocca di uno dei dirigenti più implicati nell'iter rende il tutto ancora più evidente. L'esponente di Adesso Trieste fa quindi delle domande. Non è la prima volta che un dirigente si presenta ad esporre le posizioni dell'amministrazione. Ci chiediamo quindi se in questi casi il dirigente parli a nome del comune e in particolare della giunta che porta avanti il progetto. Rilancia ancora La Terza: Bernetti fa riferimento a incontri con Leitner e comune. Siccome ci risulta che al momento non sia stato siglato nessun contratto di gara con l'ATI, di cui Leitner è parte, ci chiediamo quali siano i contenuti dell'incontro, se si è parlato dell'interesse di Leitner ad accreditare l'Ovovia come soluzione di trasporto pubblico ed asportabile in altre città. Ad Adesso Trieste pare profondamente sbagliato che una città debba diventare la vetrina di un'azienda, in questo caso. La Terza dunque lancia l'affondo. Bus, in vigore l'orario estivo, più corse verso il mare, la nuova rete che è scattata proprio ieri con l'orario estivo nel servizio del telegiornale di ieri che Umberto Bosazzi ha curato. Proprio lo stesso collega si è occupato della revisione degli orari in vista della stagione estiva. Facciamo un riassunto nel servizio. È entrato in vigore oggi e vi rimarrà fino a domenica 10 settembre l'orario estivo degli autobus. Queste le principali novità dell'orario estivo. La linea 7 fra Mugge e Lazzaretto viene intensificata con 20 partenze supplementari da ciascun capolinea il sabato e 15 partenze la domenica, replicando così il servizio che veniva precedentemente svolto nei fine settimana dalla linea stagionale 90 fra Lazzaretto e il parcheggio Alto Adriatico. La linea 90 viene pertanto assorbita dalla linea 7. Fino al 10 settembre viene inoltre istituita una fermata richiesta in corrispondenza del campeggio San Bartolomeo. Per quanto concerne la linea 9, le corse in partenza da Piazzale Gioberti e dirette in Largo Irneri nella fascia oraria 7:30-19:30 sono prolungate in Riva Traiana allo stabilimento balneare Ausonia. La linea 36 vede ripristinati i collegamenti da lunedì alla domenica tra via Giulia e il bivio di Miramare, con una cinquantina di partenze quotidiane da ciascun capolinea. La 36 affianca in questo modo la linea 6 sulla direttrice per Barcola. La linea 41 torna al consueto percorso dopo la riapertura della strada provinciale 20 in località San Giuseppe. Per quanto concerne le linee 39 Barrato, 43, 44 e 46, a seguito dei lavori di riqualificazione della piazza di Aurisina, transitano sul percorso esterno in entrambe le direzioni. È istituita una fermata provvisoria all'altezza della Belleria Bunker. Le coincidenze programmate fra le varie linee avverranno presso la fermata del municipio. Con la soppressione del servizio a chiamata TS On Demand è pertanto ripristinato con i consueti orari il servizio universale della linea 51. La sospensione riguarda sia il servizio a chiamata che collega Opicina e Basovizza con Fernetti, Grozzana, Pesec, Draga Sant'Elia e San Lorenzo, sia il servizio a prenotazione obbligatoria fra Piazza della Libertà e Villa Carsia. Le linee 55, 56 e 57 dedicate al trasporto scolastico sono come di consueto sospese fino al prossimo 11 settembre. Viene ripristinata infine di sabato e domenica la linea stagionale estiva fra la stazione di Visoliano e Sistianamare, la 70, con 21 partenze quotidiane da ciascun capolinea. Gli orari sono consultabili, scaricabili e stampabili in formato PDF dal sito internet di TPL Friuli Venezia Giulia nella sezione servizi orari, selezionando il servizio urbano di Trieste. Intanto Trieste e la sua piazza sono state invase ieri dalla passione per le Ferrari. Una sessantina di bolidi in vetrina ieri mattina fra triestini e turisti in occasione del raduno organizzato dal club di Monfalcone, e poi la sfilata con i motori rombanti verso Duino. Vediamole, perché è più bello vederle e sentirle le Ferrari.
Venerdì le Porsche, stamani le Ferrari. Piazza Unità a volte assume le sembianze di un'auto rimessa a cielo aperto, ma ammettiamolo, fino a quando non vi si raduneranno le Fiat 850 o le Duna, nulla da eccepire. Anzi, stamani, una domenica non certo esaltante dal punto di vista meteorologico, quelle lame rosse alternate ad altri colori meno rappresentati regalavano davvero un gran colpo d'occhio. Il piccolo evento si è invero concluso subito. Già alle 11 le 56 vetture hanno preso la strada di Duino, scortate fino alla stazione dalla polizia locale. Sono da 7 mesi che ci corro dietro a questa manifestazione assieme agli organizzatori della Ferrari Club Monfalcone, quindi è una manifestazione riuscita, grazie anche all'aiuto dell'assessore Rossi, grazie anche all'aiuto dell'assessore De Blasio. L'orgoglio di essere italiani. Pensate cosa siamo capaci di produrre, questo dovrebbe essere il nostro vanto, non ogni giorno quelle polemiche stupide che non portano da nessuna parte. Guardate che spettacolo, in una delle più belle piazze del mondo con 56 Ferrari, guardate che roba. Triestini e turisti, alcuni trasformati in umarell senza età, non si sono certo stancati di ammirare quelli che sono prodotti dell'ingegno italiano e pur rappresentando per quasi tutti un sogno proibito, rendono fieri del nostro paese. No, questo rosso mi piace, sì, un altro rosso, no, guarda che belli questi. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Benvenuti. Sì, sono venuto a salutarla perché l'avevo visto da lontano, Grazie, quindi grazie di avermi ospitato qua. No, uno spettacolo. Vabbè, andiamo a leggere poi le altre notizie. Sbarca Hollywood, centro blindato a luglio, disagi sì, ma Muggia ne uscirà vincente. Spostiamoci a Muggia, preparativi per i Chuck in pieno centro. Hollywood sbarca a Muggia a fine luglio, infatti sono in agenda i Chuck di una produzione cinematografica top sulla quale incombe il massimo riservo. Su tutto si sa solo che ci sono già stati diversi incontri preparatori, ma le notizie trapelate non sono suffragate al momento da conferme né tantomeno da dettagli. La consegna del silenzio è assoluta. Ma quel che è certo è che Piazza Marconi nel cuore dell'estate cambierà volto e abitudini e sarà interdetta ai pedoni per 6 giornate durante le ore diurne. Dal 26 al 31 luglio gli addetti ai lavori della zona, esercenti e commercianti interessati alle chiusure, sono già stati avvisati. Gli indizi raccolti qua e là parlano di una sorta di battaglia a suon di pomodoro. Il riferimento è alla Tomatina, un festività che si tiene in una cittadina spagnola, Buñol, con meno di 10.000 anime nella comunità autonoma valenziana, l'ultimo mercoledì di agosto di ogni anno, quindi forse quello è un indizio che può far capire poi la pellicola su cosa verterà. Abbiamo una telefonata? Buongiorno. Buongiorno? C'è nessuno? Andiamo a leggere le altre notizie. Discarica vicina ai campi da gioco, rebus burocratico a Prosecco, arredi ed elettrodomestici arrugginiti negli ex container spogliatoi, container vecchi e cadenti pieni di cianfrusaglie, frigoriferi, termosifoni, scaldavagni, lavatrici in preda alla ruggine, poltrone sfondate, sedie rotte e lo spettacolo che si offre da anni allo sguardo di chi attraversa l'area verde a poche decine di metri dal campo di baseball e dell'impianto per il calcio di Primorie nei pressi di Prosecco. E ora a quel degrado si associano deiezioni di animali che possono diventare fonte di infezioni. I residenti cittadini di passaggio scattano di questi tempi foto che parlano da sole. Il problema è che, detto che un intervento di bonifica è necessario e in tempi brevi, alle spalle di questo stato di fatto è in essere una complicatissima situazione giuridica amministrativa che quindi diciamo anche da un punto di vista burocratico sta imbrigliando la situazione in termini di proprietà e di intervento. Abbiamo forse, come detto, una telefonata. Buongiorno. Bernardo sei? Sì. Buongiorno, per cortesia, mi volevo un'informazione, che l'IMU parla con me o parla per tutti? No, sta parlando lei con me, signora. Pronto? Sì. Ci dica, l'IMU. Posso chiedere dove che potrei domandare per avere l'IMU? L'IMU. Sì, che è cambiata adesso, si chiama Ilia, ci sono delle norme all'interno del sito della regione e del comune che le possono aiutare a... Che devo andare in comune?
L'IMU è adesso diventata ILIA, un'imposta unica immobiliare. Se lei chiama in comune le sapranno dare delle informazioni migliori. Ma e dove potrei andarmi? No, le consiglio di fare una telefonata prima di muoversi, così ha il riferimento di dove andare e come fare. Era forse il numero del comune? No. Allora, facciamo così, provi a chiamare la sede di Esatto. Il numero del comune. Signora, chiami la sede di Esatto al numero, adesso glielo do. Allora, dunque, lei chiami il numero verde 800 800 800. Sì. Quindi 800 800 880 finale. Ok? 800 e dopo? 800 800 per 2 volte, poi 880. 00 finale. 880 finale. Va bene? Chieda qui e poi, come le dicevo, è cambiato il sistema di pagamento dell'immobiliare. Questo è il numero dell'Esatto? Questo è il numero verde di Esatto. Sì, speriamo. Quindi Grazie così. tante. Buongiorno. Grazie tante. Andiamo a leggere altre notizie con le segnalazioni. I volontari raccolgono ben 10 sacchi di mozziconi nella pineta di Barcola. Sono stati infatti 10 sacchi pieni di mozziconi e sigarette raccolte dai volontari che hanno partecipato all'iniziativa Basta Cicche nella pineta di Barcola nell'ambito della mobilitazione Puliamo l'Italia sostenuta dal WWF Italia. Tra i partecipanti anche il consigliere comunale Luca Salvati. Alto Adriatico a traguardo dei 25 anni con il gospel, musica gospel a Muggia all'interno del Duomo per festeggiare il 25esimo del Rotary Club Alto Adriatico con il patrocinio del comune e la collaborazione della parrocchia di Santi Giovanni e Paolo. Si è esibito il gruppo corale Sol Diesis, nato nel 1998 e formato da 45 componenti. Il fumo passivo nuoce agli animali, lo ingeriscono anche leccandosi, lo si legge in questo articolo dedicato agli animali. Licio Petrarca si aggiudica il palio teatrale della Compagnia degli Asinelli nella competizione artistica fra le scuole. Paolo Rossi, prete in gloria ai tempi di Antonio Vivaldi e del conclave veneziano, conclusa a Gorizia. Le riprese del primo lungometraggio di Margherita Vicario, regista figlia d'arte e volto conosciuto in televisione per i Cesaroni e sul grande schermo per un film di Woody Allen. L'attore interpreta un sacerdote, compositore e direttore del coro di un collegio femminile. I colleghi mi davano del pazzo quando ho deciso di vivere a Trieste, adesso mi chiedono quanto pago d'affitto. Joyce difese Oscar Wilde, che fu capro espiatorio di una società malata, nelle memorie di Ivan Holland, figlio dello scrittore dell'età vittoriana, e il dramma della sua famiglia. Trieste, mercoledì, giornata mondiale della donazione di sangue, e poi To Play al Teatro Miela, ragazzi in laboratorio per superare la timidezza. Andiamo a leggere le notizie sportive da Sannino a Gentilini, ben 10 allenatori alla guida della Triestina nelle stagioni della Serie C. La panchina labardata è diventata calda, solo Pavanelli e Bucchi hanno resistito per un campionato. Ora si profila un ulteriore cambio alla guida tecnica della squadra. Tra esoneri, dimissioni e incarichi durati poco, il vizio italico del valzer delle panchine non ha risparmiato nemmeno la Triestina. La fuga di Sannino, la breve esperienza a 2 riprese di Princivalli, quella di Pilloni, il ritorno di Pavanel. È mancata dunque la continuità nell'annata appena chiusa, tripla staffetta come era successo nel torneo 2019-2020. Il caso poi Sapio, il DS licenziato dall'Unione, ora è l'artefice della sorpresa Foggia. Qui Pier Giuseppe Sapio aveva un triennale con la Triestina, il direttore sportivo del Foggia dei Miracoli, che domani si giocherà l'andata della finale playoff con il Lecco per la promozione in Serie B. Un anno fa era sotto contratto con la Triestina, si chiama
Pier Giuseppe Sapio, 31 anni, ed è il DS più giovane nel calcio professionistico. Nel maggio del 22 Mauro Milanese, con grande fiuto, aveva scovato questo ragazzo e gli aveva fatto firmare un contratto triennale come responsabile del settore giovanile della Triestina, con il compito di valorizzare la primavera e rafforzare le altre categorie baby. Poi, del resto, Sapio aveva dimostrato di saperci fare nelle sue esperienze precedenti, aveva già lavorato con Carosino, Martina Franca, Bisceglie Bari in qualità di responsabile scouting, ma anche Matera, Ascoli, Venezia, prima di far rientro a Taranto, sempre con ottimi risultati nei settori giovanili. Era dunque pronto a lavorare per la Triestina, ma cosa è successo dopo la scomparsa di Biasin? Lo sanno tutti, la nuova società e dunque i repulisti di quasi tutte le posizioni precedenti. Anche Sapio non riuscì mai a svolgere l'incarico per cui era stato chiamato fino a firmare la risoluzione del contratto il 13 di ottobre e dunque a casarsi altrove. Basket, Trieste ancora in stand-by, Legovic attende una chiamata, il nuovo general manager dovrebbe essere ufficializzato tra una settimana, il coach si dedica alla nazionale Under 20. Milano sfrutta l'effetto casa, si porta sul 2-0 con la Virtus, Bologna che cade solo nel finale. Andiamo poi a Bagnaia, show che fa impazzire il tifo, la Ducati cala un poker al Mugello, prestazione esaltante del campione italiano dopo il successo nella sprint e la pole position. E il primo in gara davanti a Martin, Zarco e Marini. Pecco, Bagnaia, la gioia più grande della mia vita, ha detto alzando il trofeo sul podio del Mugello. Il Cagliari sbanca Bari e vola in Serie A, e la Sverona salvo, lo Spezia invece scende in Serie B. Questi verdetti del playoff e del playout per chi si è giocato la Serie A, il Cagliari contro il Bari, e chi invece la Serie A l'ha mantenuta, cioè il Verona contro lo Spezia, mentre accanto per il tennis Djokovic con 23 slam entra nella leggenda. Il campione serbo liquida con un secco 3-0 Casper Ruud e conquista il Roland Garros, mai nessuno ha vinto così tanto come slam come il serbo Djokovic. Il ciclismo, Vingegaard vince il Delfinato, Giro Next Gen, Sagerti invece in rosa. Per quanto riguarda il calcio dilettantistico, Campaner, lo Zaule Rabuiese, la mia nuova casa, il nuovo tecnico del club di Aquilinea, parla degli obiettivi, arrivare il più in alto possibile mantenendo i giocatori della scorsa stagione. Il Triestino Esposito all'Udinese giovanile, il preparatore dei portieri del Cras Repen si sposta in Friuli, seguirà le squadre under 13 e 14 del club bianconero, e poi la Romana ha scelto Pangos, nuovo tecnico. Il neopresidente Pangon annuncia il cambio in panchina come vice allenatore chiamato Luca Buonocunto. Sempre per quanto riguarda lo sport, ma la pallavolo in questo caso, Olimpia fedele alla linea, promosso alla guida il vice allenatore Vivona, il presidente Valles, che fra questi è quello più a sinistra. È stata una scelta quasi naturale, il nuovo coach dice l'obiettivo è la salvezza, però anche cercando di divertirsi, ha detto, con la carica di chi comincia un nuovo impegno. Noi andiamo in pubblicità, ci fermiamo per una breve interruzione, ritorniamo tra poco in compagnia del consigliere comunale del Partito Democratico Luca Salvati. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del consigliere comunale Luca Salvati del Partito Democratico. Ben trovato. Salve, buongiorno a tutti e grazie anche oggi per l'invito. Oggi una menzione a Luca Salvati all'interno del Piccolo per questa opera di raccolta delle cicche a Barcola. Tanti sacchi abbiamo visto delle foto per una polizia che rende merito a chi, come anche Salvati qui presente, si è impegnato nel volontariato per la raccolta di questo rifiuto, e dall'altro anche tutta l'attenzione che viene riposta giustamente verso l'attenzione all'ambiente. Beh, allora questo è il secondo anno che io ho la fortuna, l'opportunità di partecipare. Ringrazio prima di tutto l'Oil Club Sale per capitanato in questo momento, come da diversi anni, da Diego Enrico, che porta avanti questa iniziativa che appunto si chiama Basta Cicche, che in poche parole consiste nella raccolta, che poi non si riduce, siamo là e non solo a quello, ma essenzialmente nella raccolta di mozziconi di sigarette. Quello che comunque è da sottolineare in maniera importante e che è un dato che a me anche personalmente ha lasciato abbastanza sbigottito è che 5 milioni
a livello ovviamente mondiale di cicche vengono abbandonate ogni giorno da qualsiasi parte, presso le fermate dei bus, ma soprattutto presso le spiagge, che sono pari a 14 miliardi in un anno e che costituiscono, pensavo che fossero davanti, non so, i rifiuti di plastica, no, sono comunque il rifiuto maggiore nelle nostre acque marine, con poi tutto quello che ne consegue, quindi il rilascio di sostanze tossiche per il sistema. Sensibilizzare la cittadinanza sul tema, e devo dire siamo stati anche abbastanza volonterosi e coraggiosi nell'andare presso i bagnanti che erano presenti, alcuni dei quali sono stati veramente tanto collaborativi, quindi citavano le loro cicche, altri diciamo così un po' meno non collaborativi. Abbiamo cercato di mandare un messaggio avvicinandosi il più possibile e raccogliendo noi quasi sotto i loro asciugamani, quasi, lo dico senza problemi, ma perché vuole essere anche questo, quasi infastidendoli, però cercando di far capire loro, ragazzi, o ci muoviamo tutti, altrimenti non ne veniamo fuori. Giustamente. Allora, abbiamo una telefonata, poi qualche mail da leggere. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora io chiamo per una cosa molto importante dal mio punto di vista. Abbandono case Ater. Abbandono case Ater? Sì, via Grego 36, per quanto riguarda le pulizie. Sì. Mi sto battendo da 2 anni circa per ciò che vengono eseguite le pulizie. Pulizie generali, scale, pianerottoli, vetri, maniglie, porte, tutto un abbandono totale, un degrado totale, proprio non vengono fatte adesso ultimamente da 2 mesi. Da 2 mesi non viene spazzato il portone, non viene pulito l'ascensore, Sì. Fa un schifo terribile, prendo la maniglia in mano per aprire la porta di casa, ho mandato email, foto, posta certificata d'Ater, ho chiamato la ditta Basaria, addirittura ho parlato con il responsabile che è venuto a fare un sopralluogo e mi ha detto purtroppo la signora è quella che è, dovete tenervela perché non abbiamo, però stiamo vivendo in un degrado veramente schifoso da parte dell'Ater, abbandono totale, abbandono, pulizia totale. Si può ripeterci quale? Via? Ne ho provate tutte. Ha detto via? Via Grego 36, io pago del mio portone. Ok. Una roba veramente indecente, indecorosa. Mi vergogno se qualcuno mi viene a trovare a casa. Mi sono spazzata le scale, mi sono levata il portone. Ma non è... avrebbe bisogno di una pitturata. Sì. Degrado, abbandono totale dalla parte dell'Ater, ma per qualsiasi cosa, perché abbiamo nei pargoli i colombi che stanno facendo di tutto e di più, non le dico cosa, ho mandato delle foto, ho chiamato, ma nessuno mi ha risposto. Ma i colombi, un materasso fuori da un appartamento che fa schifo. Va bene, signora, ho preso nota entrambi, sia io che il consigliere Sallati. Ne ho provate tutte. E vediamo cosa si può fare, Bene, anche se è già... Grazie, anche se già insomma come abbiamo sentito, sebbene il volume fosse molto basso, ha già provato tutte le strade per poter intervenire, però insomma se c'è una sporcizia come da descrizione bisogna fare qualcosa. A me spiace, come dire, apprendere ciò, però lo dico anche in maniera molto trasparente e corretta. Ater è da un po' di tempo, vuoi magari per carenza di personale, e bisogna fare un ragionamento il più possibile cristallino, vuoi perché le risorse che vengono destinate, noi sappiamo che Ater è braccio operativo della regione, quindi probabilmente, per non dire sicuramente, c'è un grosso problema di poche risorse che vengono destinate dalla regione ad Ater, che più volte, non solo io, ma insieme anche agli altri colleghi, già quando eravamo in provincia e oggi in comune, abbiamo richiesto affinché il comune non ha competenza diretta su Ater, su questo siamo molto, però abbiamo richiesto che il sindaco si faccia carico di portare presso il presidente della regione questa istanza, proprio perché Ater è
il problema si accentua ancora di più se consideriamo che noi oggi abbiamo quasi il 50% del patrimonio ATER di tutta la regione. ATER e l'edilizia scolastica rappresentano due nostri, ormai storicamente, due nostri punti di debolezza, perché sono edifici, sono stati pian pianino ristrutturati, però sono edifici molto datati. La regione, a prescindere dal colore politico, in questi decenni non ha tenuto, a mio avviso, in maniera adeguata questo criterio come fondamentale, perché comunque è un criterio che ci differisce dagli altri immobili ATER presenti nella nostra regione e che quindi dovrebbe far sì che la regione destinasse risorse in maniera molto più importante rispetto a quello che ha destinato negli ultimi decenni. Da qua ovviamente ne deriva poi le manutenzioni, gli alloggi sfitti che spesso, ce ne sono tantissimi, non vengono rimessi a posto. Leggiamo un paio di mail. Buongiorno, come mai non c'è più il venerdì lo spazio per gli animali? Almeno le persone guardavano qualcosa di interessante, non sempre soltanto politica. Vediamo, sto provando a ripristinarlo, vedremo cosa succederà. L'altra sera, questa mail volutamente umoristica, quello premette già a chi scrive. L'altra sera, guardando la partita di Champions, Gigi mi disi, ciao, ma quel non è Gulotta che gioca con quegli altri, magari. E sì, che dico, che ancora la scritta Bernardo Del Rio sulla maglietta, Bernardo Silva del Manchester City. Con un sorriso iniziamo la giornata, senza offesa, ma somiglia veramente. Buon lavoro a tutti voi, consigliere Salvati. Se fosse stato vicino a Bernardo Silva probabilmente avremmo parlato di altro. Ma intanto gli avrei chiesto l'autografo, che glielo chiedo comunque, sempre volentieri. In secondo luogo, se possiamo permetterci a fine luglio, ecco, così. Adesso mi è venuto in mente, perché lei quest'anno sicuramente ci sarà. No, non ci sarò invece. Non ci sarà. Anche quest'anno dovrò saltare, sì. Mi dispiace. Basta, allora facciamo saltare, spostiamo il torneo. No. Però ci sarà il memorial ai figli delle stelle, come ogni anno su al campo di Treviso. Quarto anno questo che si svolge da quel fattaccio dell'ottobre del 2019, 20, 21, 22 e 23, organizzate anche grazie all'impegno di Michele Claudio, già consigliere con la Lega in comune. C'è a fine luglio, se non sbaglio il 24, qualcosa che è una data 22. simile, 22, il memorial Figli delle Stelle, il ricordo degli agenti Rotta e De Menego, uccisi in questura con tanto di clamore mediatico a livello più che nazionale, da Alejandro Meran, di cui si è parlato anche recentemente per il ricovero della REMS, e di fatto c'è questo torneo che nasce come triangolare fra forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardie di finanza, giornalisti e politici. L'anno scorso è diventato un quadrangolare, sono state inserite anche gli infermieri, anche per abbracciare un'altra categoria che con gli anni del Covid ha sofferto e non poco, e quindi anche quest'anno si riproporrà questo momento di divertimento. Poi sì, in campo si gioca, si cerca di vincere, ma insomma poi tutto si conclude con abbracci e sorrisi. Solitamente era presente il padre di uno dei due agenti che veniva a Trieste ad hoc proprio perché sapeva che c'era questo evento organizzato in memoria del figlio scomparso, quindi sicuramente un bel momento, un bel sabato, perché il sabato è il giorno che viene organizzato questo torneo, un bel sabato da passare in memoria degli agenti Rotta e De Menego. E anche quest'anno, 22 di luglio, ci sarà questo torneo. Luca Salvati tornerà in campo a far vedere le sue doti da sempre difensore. Ormai avevo finito come difensore. Difensore. No, ecco, quello potrebbe essere... No? Così mi dispiace Salvati, io non potrò questa è una brutta giocare contro di lei. Notizia. Vabbè, non fa niente. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sento piano, voi mi sentite? Sì, prego. Dunque, buona giornata carissimi amici in studio, dottor Bernardo e l'amico Luca Salvati. Ciao Claudio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sinceramente vedo nuvole nere all'orizzonte, mi spiego. Il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino termina il suo secondo mandato l'8 novembre 2024. Chiedo alla politica che si muova in tempo per non lasciarsi scappare questo valente manager riconosciuto in tutto il mondo e che ha fatto diventare il nostro porto primo in Italia.
Poi c'è da completare l'allungamento del molo settimo, una nuova area portuale nell'Aquila, completamento del servizio ferroviario da e per il porto. Cosa mi puoi dire tu farai il Consiglio Comunale, carissimo Luca, al fine di trattenere a Trieste il buon Zeno? Non dimentico che una domenica in Piazza dell'Unità era gremita di persone, tutti per la riconferma poi avvenuta del Presidente. Grazie per la tua cortese risposta. Grazie Claudio, buona giornata, grazie della telefonata. Salvati, è chiaro che D'Agostino sia stato apprezzato sin qui per il lavoro svolto e che, come ricordava Visintin, anche in quella giornata in cui sembrava dovesse essere revocato l'incarico, c'è stata una mobilitazione cittadina piuttosto importante. Assolutamente la mia non vuole essere una correzione, ci mancherebbe altro, no? Però sotto il termine lavoro spesso si pensa, e forse è corretto sia così, solo al profilo professionale. Io vorrei ricordare che Zeno D'Agostino invece ha dimostrato come manager di avere anche un grande profilo umano, che a mio avviso non è dovuto quando si ricopre una carica come quella che sta ricoprendo lui, però diciamo così male non fa. Quindi ricordiamoci anche quando in varie manifestazioni lui è sceso a fianco dei lavoratori portuali, e io credo che la manifestazione che avete appena citato abbia tenuto conto anche di quello, non solo, ma sicuramente del suo egregio lavoro. Tornando quindi, cercando di rispondere più compiutamente alla domanda, la politica quando trova persone di questo tipo ha l'obbligo, o quantomeno il dovere morale e civico, di cercare di trattenerle. Laddove non potesse per diverse ragioni continuare il suo percorso, io credo che trovare sempre una collocazione il più possibile idonea a quel profilo sia assolutamente doveroso, anche perché, come appunto ricordava Claudio Visintin, ci sono ancora tutta una serie di lavori, di progetti da terminare, e cercare di far sì che a terminarli sia la stessa persona che li ha messi in campo, è ancora più doveroso. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sono in linea, dottor Gulocca? Sì, prego. Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Indubbiamente il dottor Zeno ha dato un impulso al Portofranco internazionale, però se le cose non fossero state, diciamo, le ali del porto non fossero state tarpate per 60 anni, tutto sarebbe partito ancora prima. E un unico punto nero ha il dottor Zeno, presidente del porto, che non dice chiaramente perché il porto si chiama internazionale. Il porto si chiama internazionale perché è sempre in essere un trattato di pace stipulato il 10 febbraio 1947 e che è diventato legge della Repubblica Italiana. In funzione di questo, non è solamente il Portofranco internazionale che avrebbe già dovuto avere 40, 50, 60 anni fa un sviluppo enorme. Siamo l'unico Portofranco internazionale al mondo. Se voi prendete un attimo Singapore, forse neanche Singapore potrebbe superare, non dico come volume di movimentazione, ma come ricchezza, neanche Singapore supererebbe Trieste, supererebbe il territorio libero di Trieste. Tutto questo, anche il signore che mi sembra è consigliere comunale, c'è stata addirittura per il Portofranco Nord con la cabinovia, è stata fatta una variante al piano regolatore in violazione della stessa legge illegale, la 190 del 2014. Sarebbe già la legge è illegale perché non tiene conto del trattato di pace. In più hanno anche il comune doveva solo dare un indirizzo urbanistico e mettere in vendita, in base alle regole nazionali ed europee, i beni del Portofranco e trasferirli all'autorità portuale.
Qua si stanno violando le leggi e tutti dicono che non le conoscono, che non le sanno, che devono prendere visione, che è un'etica qua a Trieste, un'etica politica, una morale politica da far spavento, da far spavento. Io mi chiedo, ma sono rattristato di questo, non sono felice a dire queste cose, sono rattristato. Un paese come l'Italia, il più bel paese del mondo, con una politica del genere, è amministratore, il governo è amministratore qua a Trieste e permette queste cose. Ma guardi, sono basito e sono amareggiato. Io sono vecchio, ho poca strada davanti a me, ma i giovani purtroppo con questo andazzo non hanno futuro. Un paese che non si comporta, un paese di diritto. Diritto di cosa? Diritto di stare zitti? Diritto di non alzare la voce? Diritto di non dire le cose vere? Io vorrei solamente che qualcuno mi dicesse che il trattato di pace non è più legge della Repubblica Italiana. Grazie, buona giornata. Salvati, prego. Vuole fare un commento su, a parte diciamo il ruolo di D'Agostino, ma su questo vulnus che il signor Parafulvio solleva fondamentalmente quotidianamente? Guardi, io credo che bisogna essere anche capaci di dire onestamente determinate cose. E io quando una cosa non l'approfondisco, perché so che questo è può sembrare, come dire, sgarbato, può sembrare, ma molti di noi devono anche lavorare, oltre che a fare i consiglieri comunali, e francamente io, ma non solo io, diversi di noi che si stanno impegnando ormai da quasi 2 anni nel svolgere il loro mandato nella maniera più opportuna possibile, per noi è diventato, se non un part-time, quasi di più, quindi sacrificando non poco la propria, come dire, la propria carriera anche professionale. Questo è un tema che francamente, lo dico molto, non mi ha mai appassionato. E spiego anche perché, perché credo che su temi di questo tipo, in primis i parlamentari, ma anche autorevoli giuristi, autorevoli esponenti di varie professioni avrebbero dovuto esprimersi, se così fosse, come ha detto il gentile telespettatore, in maniera importante, tale da far sì che in effetti tutto quello che viene detto non avrebbe dovuto essere fatto, comunque che si poteva e si potrebbe fare, doveva andare verso un proprio compimento. Se ciò non è avvenuto, secondo me vuol dire che qualche inghippo c'è, qualche inghippo che, ci tengo a dirlo in maniera molto franca, io non sono andato a sviscerare, proprio perché credo che lo debbano fare persone con determinate capacità. Siamo con Gianluca Paladin quest'oggi, credo che siamo a Daurisina, Duino. Buongiorno. Buongiorno Bernardo, siamo nel comune di Duino e Aurisina, per la precisione siamo a Sistiana, dove fra poco tra l'altro ci troveremo con il sindaco di Duino e Aurisina, Igor Gabrovec, ma scenderemo a Castelreggio e ci faremo una passeggiata con lui e ci racconterà un po' l'inizio della stagione balneare, ma anche un anno di sindaco, perché è praticamente quasi un anno esatto più o meno dal suo insediamento a sindaco di Duino e Aurisina, e quindi faremo con lui anche una sorta di bilancio della sua attività di quest'anno, e poi parleremo ovviamente di novità, se anche lui avrà da dirci, sul stagione balneare, sui locali di Sistiana che sono già ripartiti, sulla prima giornata di festa e nottata sistiana dell'altro giorno, che ha già portato a bilancio 6 patenti ritirate, come abbiamo già raccontato anche nei nostri servizi dell'altro giorno. Ah, che bella moto che c'è là, Bernardo, guarda, bellissima. No, andiamo subito. Non so, andiamo subito a vedere, senza che ci investano qui con l'auto. Signori, buongiorno, scusate, ho visto la vostra moto. Germany. Ah, speak Deutsch? Yeah. But do you speak English also? Small. Okay, this is beautiful. Yes. È bellissimo. Yeah, danke, grazie. Where are you come from? From Germany? Yes, from Germany, Leipzig.
Ah, ok, Leipzig, so Lipsia in italiano, vengono da Lipsia. How long stay here? Region Sachsen in Deutschland. Ah, ok, but I don't speak Deutsch. Comunque, ich bin Johannes Lucas. Stefan. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok, guys. Bye. Bye, thank you. Beh, scusami Bernardo, a parte rispolverare il mio inglese che è veramente pessimo, vi stiamo mostrando la moto. We are showing your bike in our television transmission, so because it is beautiful. So è una specie di van. Thank you. Beh, hai visto Bernardo, questi sono turisti tedeschi che sono arrivati con il loro mini, come lo chiamiamo Bernardo? Un mini caravan? Un mini, non so, mi sfugge il nome tecnico, un come lo chiami che tra l'altro è trainato da una moto che vedo che dietro ha 2 ruote, quindi è un triciclo. Sì, infatti. No, bellissima, veramente bellissima. E loro si fermano qui per un po' di tempo, non so quanto, perché quando gli ho chiesto quanto tempo staranno qui mi hanno risposto in tedesco. Io, a parte dire come mi chiamo in tedesco, non so altro, perciò Bernardo non posso più essere d'aiuto obiettivamente. Ma mentre ammiriamo le immagini di Franco Torricella che mostra questo bellissimo mezzo di trasporto, vi racconto un po' quello che stavo dicendo. Ci incontreremo col sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, e faremo un bilancio con lui. Parleremo anche di incendi magari, visto che tutto sommato la stagione estiva dell'anno scorso ci ha insegnato molto e la Regione ha già stanziato i fondi ovviamente per riuscire a evitare che avvenga quello che è successo l'anno scorso, ovvero che il Carso venga bruciato dalle fiamme. Prima facendoci un giro per Duino Centro abbiamo visto anche le porzioni di Carso che sono rimaste devastate dopo gli incendi dell'anno scorso, quindi diciamo è saltato subito all'occhio e alla memoria nuovamente ancora questa problematica. Quindi Bernardo, noi ci sposteremo, credo, non fra pochissimo ma neanche troppo tardi, perché dobbiamo avere il tempo logistico di scendere per parlare col sindaco Igor Gabrovec. Intanto ti lascio con un po' queste immagini, mentre magari cerco qualcuno intorno a me che ha voglia di chiacchierare, sperando che non sia un altro turista tedesco. Non che non mi faccia piacere, per carità, però ecco, finché è un po' di inglese e spagnolo ancora, poi sul tedesco già non sono abile. A te la linea Bernardo. Grazie, com'è con l'inglese lei Salvati? O col tedesco? Perfetto. L'unica parola. No, qualcosina di inglese mastico, col tedesco no, non l'ho mai. Anche digerisco. Esatto, basta. Ok, abbiamo una mail. Buongiorno, io e tantissime persone ci chiediamo perché è stata creata, Salvati attento, in Sacchetta, questa pista ciclabile. Adesso faremo vedere la foto, un attimo che la salvo. Hanno tolto tantissimi posteggi e la pista finisce davanti a un marciapiede senza nessuna possibilità di continuare su un'altra pista ciclabile. Il ciclista arriva alla fine della pista e non sa più dove andare. Ora salviamo un'immagine così non facciamo vedere la mail che magari è frammittente, oggetto. Vorrei ricordare che poi però sono state le prese in giro quelle di Campielisi. Sì, ma un attimo, qua ci arriviamo perché siamo più o meno là vicino, perché è la zona del Pedocin, no? Esatto. Lungo le rive. Ecco qua, adesso un attimo arriva, le rive arriva. Allora, questa è la foto, questa è la pista nuova, pista ciclabile che hanno costruito, doppia direzione. Qui vediamo in fondo quell'edificio malconcio che diciamo fa da spalla al Pedocin. Andando a sinistra c'è l'Ausonia, c'è tutto il terminal della dogana dove salgono i camion e quant'altro, come si dice di solito. Questa pista ciclabile fa parte di quel pacchetto di realizzazioni che il Comune ha adoperato sulle rive, partendo diciamo dalla stazione, volendo congiungere quella che, come diceva lei prima, è quella di Campielisi. Cosa mi dice di questa pista ciclabile? Guardi, prima di rispondere, se posso velocissimamente, Prego. avevo promesso a un mio caro amico che quando sarei stato, siccome c'è stato Sistiana, saluto con affetto Matteo Eroldi, che lui sa Sistiana, e andiamo sulla pista ciclabile. Con un piccolo aneddoto, so che è 30 parte pubblicità, una volta, e lo dico senza, stavo giocando una partita di pallone, sono andato a battere malamente il corner, l'angolo, e sono stato
giustamente preso in giro in maniera affettuosa dai miei colleghi. Dopo è arrivato un altro mio collega a battere, anche lui che mi aveva preso in giro malamente. Questa vicenda mi ricorda un po' le prese in giro che sono state fatte riguardo appunto la pista ciclabile di Campi Elisi, per poi farne un'altra che così è, a meno che... E lei le mette sullo stesso piano? Guardi, non ho, dal punto di vista tecnico, non saprei come esprimere, perché l'altro trattato, anche perché non avendola fatta, secondo me bisognerebbe farla per poi capire in effetti la pavimentazione. Ovvio che una pista che però finisce in questa maniera, io non vedo... Però dopo a sinistra continua. Cioè a sinistra c'è il passaggio pedonale, adesso lo facciamo vedere con Google Maps. No, perché... un attimo solo. C'è il passaggio pedonale che permette di andare su via Giulio Cesare, dove c'è il museo ferroviario, dove c'è la posta, e lì andare su quella di Campi Elisi, quindi diciamo diventa un continuum in qualche modo, no? Sì. O no? Oppure sto delirando come probabilmente accade. Non ho in mente, ecco, vorrei vedere come hanno fatto la continuazione. Beh, non ce l'avremo in tempo reale, era giusto per far vedere il punto. Noi andiamo nella vicina... Ecco qua, no? Allora, dunque, facciamo così, un attimo, tab... Ecco, questa è la pista che ci ha mandato la telespettatrice. Prendiamo a riferimento quel panettone di cemento, ok? Sì. Quel panettone di cemento lo ritroviamo qua, ok? Eccolo qua, è lui. Bene, la pista è stata fatta fondamentalmente lì, qui, questa striscia qui, o hanno spostato i posteggi, questi posteggi. Subito dopo, però, si attraversa qui, in verità, qui, un po' più indietro, ok? Si attraversa qui e, attraversando poi anche di qua, questa è l'inizio, questo qua è l'inizio, lo vediamo dal cartello, non è che me lo invento, non è che se lo inventa Culotta, dopo dice che è un po' Veromona, sì, sarà anche un po' Veromona. No, questo... Qui c'è un cartello con pedonale ciclabile, no? Che praticamente è la pista che dopo parte qua sul marciapiede, felice o infelice che sia, non voglio commentare questo, però arriva, andando avanti fino in fondo, superata la posta di via Giulio Cesare, qui dove c'è l'altra ciclabile, cioè ambo i lati, ed è quella famosa, diciamo, sfigata un poco dei Campi Elisi. Quindi non è... Io la vedo un po' arzigogolata, però, se posso permettermi. Cioè, noi se andiamo a vedere altre, neanche tanto lontano, piste ciclabili, e dopo magari parliamo anche di altre strutture, piste ciclabili che abbiamo nella vicina Slovenia, Istria, Tarvisio, perché non siamo capaci? Cioè qua bisogna, in virtù di quello che ha appena mostrato lei, arrivare al panettone, comunque, anzi, o prima bisognerebbe fare, che spero sia segnalata però la deviazione. Beh, è ancora un cantiere, bisogna ancora aspettare che finisca. Speriamo che quello che stiamo dicendo possa servire per far sì che poi venga segnalata adeguatamente. Comunque l'hanno fatta qui la pista ciclabile, per intenderci, in questo tratto qua. Francamente, non lo so, per me le piste ciclabili dovrebbero avere tutta un'altra modalità di esecuzione, dovrebbero essere fatte anche sacrificando, qua è stato fatto anche sacrificando parcheggi, ma possibilmente sulla carreggiata, o comunque a margine, cioè sempre a margine della carreggiata, ma che siano il più possibile evidenti, con un colore diverso. Cioè queste mi sembrano le classiche, come dire, trovate, fatte giusto per fare il contentino, ma non assolutamente in maniera adeguata, come appunto se vediamo nelle nostre vicinanze. Questa è la mia personale opinione, e anche in questo caso, così lo dico, secondo me anche quella di Campi Elisi, che è stata fatta dalla giunta Cosolini, andava fatta assolutamente diversamente. Se andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Bene, riprendiamo la nostra diretta con Sveglia Trieste in compagnia del consigliere comunale del Partito Democratico Luca Salvati. Abbiamo un'altra mail, ma prima una telefonata. Buongiorno. Sì, prego. Allora, io non è che voglio prendere le difese dell'Aster perché non è che si sta comportando bene, ma svolgevo un'attività che ero a contatto con tantissime persone
che abitavano negli alloggi Aster. Negli alloggi Aster, signora, un attimo solo, perché io sento un volume bassissimo e quindi vorrei capire un attimo di più se è possibile aggiustare questo problema. Allora, provi di nuovo a dire, io ho sentito solo problemi delle case Aster. Sì, per tanti anni ho svolto un lavoro che ero a contatto degli alloggi Aster. Non che prendo le difese dell'Aster, ma gli dico anche il comportamento degli inquilini. Allora, una lampadina bruciata nelle parti comuni nessuno la cambia perché è compito dell'Aster. Si rompono le stecche del rolè, se si rompono nel mio appartamento io me le aggiusto, che venni l'Aster a aggiustare. Le scale, che quando uscivo, che quella volta non era il Covid, il passamano era grasso, sporco, che non le so dire. Perché gli inquilini che sono dentro non tengono conto dell'alloggio come fosse di loro proprietà? E poi hanno degli affitti, so che qualcuno pagava addirittura 38 euro. Sì. Perché l'Ater non obbliga a fare la pulizia, magari mettendo 10 euro al mese di più d'affitto, la pulizia delle scale? Non parliamo di quei pochi che avevano un pezzo di giardinetto. L'erba arrivava quasi fino a 1 metro di altezza, nessuno la tagliava. Quindi, e per conto mio è anche tanta negligenza di chi abita negli alloggi Aster, perché basta poco per tenerlo a posto. Chiaro. Arrivederci. Grazie signora, grazie. Sì, io mi ritrovo molto nel fatto che poi si parla di Aster come grande ente, ma dentro ci vivono le persone. E sono le persone le prime a dover aver cura, come faranno probabilmente degli spazi interni e anche degli spazi comuni. Poi se questa cura è condivisa, allora c'è meno bisogno di intervenire da parte dell'ente. Se invece dopo ognuno fa quello che vuole, sporca, dice perché tanto pulisce qualcun altro, allora si aggrava poi anche la necessità di dover intervenire, manutenzioni ordinarie, straordinarie. E sappiamo, e lo ha detto prima lei Salvati, che l'Ater, avendo un patrimonio immobiliare molto ampio, non può essere dovunque, fondamentalmente. Su questo non ci piove e mi sento, guardi, prendo una, l'ho letta l'altro giorno, la trovo assolutamente sempre attuale, la teoria del vetro rotto. La teoria del vetro rotto, che sicuramente diversi di noi conosceranno, però per chi non la dovesse conoscere, dice che se c'è per quello si chiama vetro rotto, se c'è un edificio che ha per l'appunto uno o più vetri rotti, soprattutto dove ci sono più vetri rotti, e ne abbiamo, ci sono, soprattutto ahimè questo succede sui patrimoni del demanio o comunque del patrimonio pubblico, che poi sono come dire, difficili anche dal punto di vista burocratico da ristrutturare, succederà inevitabilmente che qualche passante, prima o poi, vedendo tutti questi vetri rotti, perché purtroppo questo fa parte dell'animo umano, prenderà un qualcosa, una pietra, una bottiglia o quel che è, e romperà un altro vetro. Quindi qual è ovviamente quello a cui noi dobbiamo puntare? È la teoria del vetro rotto, però al positivo. Laddove invece, e qua una piccola lancia mi sento di spezzarla a favore della progettualità che è stata portata avanti già comunque in 2 amministrazioni precedenti, dell'emeroteca a Melara, okay? Che nell'immaginario collettivo Melara viene visto come dire, ancora c'è qualcuno che crede che Melara sia degrado. L'invito ad andare dentro al comprensorio per vedere oggi cos'è il comprensorio di Melara. Secondo me uno invece dei patrimoni immobiliari di Ater gestiti in maniera, diciamo così, più consona rispetto ad altri, è stata fatta questa emeroteca. La sua referente dice sempre nelle varie riunioni, incontri che abbiamo fatto, che si è puntato, anche se l'ambiente, come dire, potrebbe sembrare un qualcosa di fuori luogo, così a prima chito, ma si è puntato a portare il bello. Infatti l'emeroteca, che invito ad andare a visitare, è molto bella, curata in ogni singolo particolare. Quindi cosa vuol dire? Che se noi l'Ater, ovviamente con le risorse che abbiamo già detto limitate, dovesse riuscire a tenere meglio il proprio patrimonio, questo farebbe sì che le persone siano disincentivate a degradarlo, sì, perché certo, laddove c'è degrado si porta ulteriore degrado. Questo credo che sia la cosa principale, e poi che ahimè
oggi come oggi, se vogliamo il basta che ci sia un certo grado di inciviltà su questo. Guardate, non ricordo se anche lei, Gullotta, è un appassionato della montagna, lo dicevo sabato pomeriggio, è la mia più grande passione. Io ho visto però nel corso degli ultimi, da quando ero piccolo, da quando andavo alle elementari, ho iniziato ad andare per le prime volte in montagna. Oggi a livello proprio statistico vedo gettati molti più rifiuti dal sacchetto di quello che avveniva diversi anni fa. Quindi vuol dire che c'è proprio un problema di inciviltà culturale che va combattuto. Come? Partendo dalle scuole. Cioè sulle scuole bisogna investire in maniera importante su questo tema, perché spesso sono poi i bambini che quando vedono il genitore fare qualcosa non va, lo rimproverano. Vero, perché hanno in mente che è una cosa da non fare e quindi diciamo, sono più sensibili a questo. L'ho riscontrato anch'io. Anche lei è padre. A casa, ma anche con i miei nipoti, insomma, sono piccoli tutti e ho visto come... Posso raccontare un aneddoto che fa capire, rubo un secondo alla telefonata, forse l'avevo già raccontato una volta, parlo di un paio d'anni fa, ero in un locale con degli amici, un bar, niente di... e c'era il classico portatovaglioli che hanno nei tavolini dei bar, nei propri dehors, che erano interni e esterni, poco importa, con il numero del tavolo. No? Alcuni hanno il bigliettino sul tavolo con scritto tavolo numero 5. Lì c'era il portasalviette, quello classico, con le salviette da un lato e dall'altro, con sopra a pennarello indelebile il numero del tavolo 5, diciamo. E mia figlia ha preso un tovagliolo, ha preso un goccetto d'acqua e ha provato a strofinarlo per cancellarlo. E allora a un certo punto io l'ho vista e faccio: no, non devi farlo, non devi cancellarlo, è il numero del tavolo, questo serve al cameriere per sapere dove deve portare le cose. E mia figlia mi ha detto: ah, scusami, pensavo che un maleducato avesse scritto su questo oggetto. Cioè questo per far intendere... Ovviamente non poteva capire che era il numero del tavolo se non glielo spiegava prima. Però ha visto che le scritte in oggetti, diciamo, che non la prevedono, sono maleducazione, quindi questo mi ha fatto ben sperare anche per il futuro. Magari poi un piccolo episodio innocuo, però può rendere l'idea. Magari poi è arrivato il cameriere e ha detto: no, faceva bene sua figlia, perché quello è stato un maleducato. No, assolutamente no. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buona giornata al conduttore e all'ospite. Prego. L'oggetto è l'abbandono mozziconi in sigaretta. Sì. È un'iniziativa benevola, però solo all'apparenza. In effetti, secondo me, è inutile, nel senso che è una perdita di tempo. Ciò vale per i mozziconi di sigarette, escrementi canini, vale anche per i rifiuti abbandonati in aree pubbliche e via dicendo. Il senso civico e la cosiddetta educazione viene assimilata dai bambini, ma non tutti la assimilano. Perciò i trasgressori sono e rimarranno sempre trasgressori. Ciò vale per tutto il pianeta, ma con alcune precisazioni. In alcune metropoli, e io qui cito il caso classico di Singapore, l'abbandono di mozziconi di sigarette equivale a un reato. Sì. Il primo intervento è gravemente sanzionato e il secondo può prevedere addirittura il fermo. Questa è la sola soluzione nella nostra popolazione mondiale, dove ormai l'ordine è diventato una parola puramente teorica, altrimenti è tempo perso. Come volete che una persona non butti cicchi a terra quando l'hanno fatto e lo fanno mamma e papà? Lo stesso per i rifiuti. I bambini fanno quello che vedono fare. Vero, la scuola non è sufficiente, secondo me. Verissimo. Ricordo che il secondo giorno dopo l'inaugurazione della nuovissima biblioteca comunale di Rossol Melara, e qui l'ospite conosce bene, fuori dalla stessa biblioteca, su quel grande corridoio, c'era un'enorme deiezione canina, fatta di recente, di subito, al momento evidentemente la persona responsabile pensava che in biblioteca prestassero mattoncini di carta colorati, ignorando cosa sia un libro. Ma questo nasce da un antico e programmato abbandono della cultura. Purtroppo ci vogliono solo sanzioni e gravi pene. Buona giornata e buon lavoro. Questo è un interessante spunto dal quale poi rifletteremo. Adesso andiamo di nuovo da Gianluca Paladin, che lo vedo già con alle spalle il mare e quindi è sceso a Sistiana Mare. Buongiorno.
Buongiorno Bernardo, buongiorno anche al consigliere Salvati di nuovo. Sì, esatto, siamo davanti allo stabilimento di Castelreggio e ovviamente stiamo aspettando il sindaco Igor Gabrovec con cui faremo una passeggiata all'interno e poi andremo magari anche verso Porto Piccolo come vi ho detto prima, no? Per raccontarci un po' le attività che sono pronte qui alla Baia di Sistiana. Qui c'è il porticciolo ovviamente, come potete vedere appunto insomma si sta svegliando anche l'atmosfera, qualcuno che inizia ad arrivare al mare, chi prende l'acqua da portarsi dentro in stabilimento, poi il sindaco ci spiegherà anche come è partita questa stagione balneare qui a Sistiana, dove ovviamente poi è un punto di raccolta importante anche per turisti, ovviamente non solo per residenti triestini o goriziani. Prima abbiamo incontrato un goriziano che appunto viene qui al mare da Gorizia appunto perché è affezionato della zona. Quindi insomma fra poco dialogheremo con il sindaco che ci racconterà anche un po' il suo bilancio di questo anno di mandato a Durino Aurisina dopo essere subentrato Daniela Pallotte, quindi insomma per capire anche come sarà la situazione. Signora, posso fermarle e chiederle una cosa? Buongiorno. Buongiorno. Pronta per andare al mare? Sì. Oh, è una bella giornata oggi, tempo incerto gli scorsi giorni, ma insomma oggi si può. Ma non capisco tutto italiano perché sono a Slovenia. Ah, ma viene dalla Slovenia o abita qua? No, vieno da Slovenia. Ah, okay. Qui in vacanza allora? No, qua vicino, 15 chilometri. Ho capito. Allora, buon mare signore. Grazie. Grazie, arrivederci. Oh Bernardo, non so se tu mi senti. Rispondere a una mail e magari ho bisogno del tuo aiuto. Viene chiesto quanto costa il posteggio lì a Sistiana Mare. Allora, anche Franco Torricella se può aiutarmi, quanto costa il parcheggio qua? Vediamo se troviamo i cartelli anche che possono farcelo vedere. Oh, aspetta, eccolo qua. Adesso vado a vedere, vediamo cosa c'è scritto qua sull'area parcheggio, tariffe, vediamo un po', cerco di dirvelo subito. Allora, 1,20 € all'ora. 1,20 € alla frazione. 1,20 €. Ok, va bene. 1,20 €, 1,20 € per un'ora. Quindi insomma questo è il prezzo, ma vedo che poi ci sono forse per i residenti prezzi agevolati, io mi sbaglio, 0,90 centesimi per un'ora. Comunque insomma questi più o meno sono i prezzi. Poi vedo che si può fare anche credo la tariffa giornaliera, cioè stare tutto il giorno, ma poi chiederemo meglio anche al sindaco. Beh, ci fa piacere che dalle mail insomma vedano anche un po' la trasmissione in diretta, che chiedano quanto costi. Tra l'altro qui ci sono dei lavori in corso, Bernardo, che io non sapevo prima di venire. Infatti ci sono anche i cartelli che vietano di parcheggiare in questa area per evidentemente lavori in corso proprio nello stabilimento dove poi si entra per andare a mare. Infatti quello che era l'ingresso principale adesso qua è chiuso, c'è una freccia che indica di fare il giro per spostarsi. Noi attendiamo fra pochissimo che arrivi il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec. Ci mettiamo, Bernardo, con le immagini della telecamera qua della rotonda, in modo tale che voi comunque, se volete, potete sempre mandarle in onda per far vedere anche un po' il paesaggio, e noi appena avremo il sindaco in diretta con noi ti avviseremo. A te la linea. Grazie. Salvati, torniamo ai nostri argomenti. Una mail dice: volevo chiedere per favore a chi bisogna rivolgersi per posizionare uno specchio parabolico che era posizionato su un palo della luce in legno nel tratto di strada per Longera, incrocio di via Comici. Quando gli addetti hanno cambiato il palo di legno con uno in cemento, hanno tolto lo specchio lasciandolo appoggiato sul terreno e non più riposizionandolo. Grazie per l'informazione. Gira la mail. Sì. Provvedo. Così vediamo se si risolve questo problema. Galleria? La galleria di Piazza Foraggi. Cosa succede? Guardi, sono passato sabato sera. È stato molto carino vedere le lucette accese. Ho visto anche qualcuno che diceva le lucette di Natale. Ormai non riusciamo più a contare quante siano state le proroghe. Francamente non ho visione, non ho ricordo, voi sicuramente lo avrete.
io credo che sia veramente una situazione come molte altre che stiamo registrando nel nostro territorio. Qua è difficile, può sembrare polemico il mio intervento, ma è difficile non dire alcune cose, perché sa, un'opera magari ci può stare, ma quando iniziano a essere veramente diverse opere, tra cui anche l'ex Fiera, no? Giusto per citarne uno, perché ero l'altro giorno con degli amici da quelle parte. L'ex Fiera noi sappiamo che è in mano degli imprenditori, quindi ad un privato. Però sull'ex Fiera vorrei giusto alcune precisazioni. Fu fatta una variazione al piano regolatore per consentire a quel privato di portare il suo progetto avanti nella miglior maniera possibile. E già quell'intervento noi, come dire, dimostrammo alcune perplessità, per non dire altro, perché nel momento che comunque viene aggiudicato ad un privato, ad una determinata cifra, quell'immobile, e poi si viene in corso d'opera cambiato qualcosina, in quel caso era, se ben ricordo, la destinazione d'uso o la metratura, perché anche noi ci siamo espressi in circoscrizione nonostante non fosse del nostro territorio, ma la viabilità andava comunque ad incidere. Così, alcuni dubbi, perché spesso si dice che una gara, no, per esempio anche sull'appalto, giusto per citare un altro tema di attualità, di Europromos, perché ci sono tante difficoltà, dubbi ad andare a modificare, a dare qualcosa in più, perché il timore è che coloro che avevano partecipato a quella gara potrebbero far ricorso. I secondi. I secondi, esatto. Quindi lei dice, se io modifico il piano regolatore per fare in modo che chi adesso ha preso in mano la ex Fiera possa avanzare il progetto che ha fatto lui, lei, loro, c'è qualcun altro che può dire, beh, io? Che potrebbe questo? dire, secondo me... Però non era una trattativa tra privati, perché l'ex Fiera non era del comune. No, era una trattativa da... L'ente Fiera in liquidazione che ha venduto gli spazi a un privato, quindi non è che c'è una gara con un secondo. No, però c'erano comunque delle proprietà, tanto che il comune aveva chiesto, se ben ricordiamo, che venissero effettuati tutta una serie di oneri a suo favore. No? Che erano quindi lei dice, parcheggi. Tutto questo favore, se lo fai a uno, lo fai a tutti. Diciamo così, allora noi abbiamo esposto delle perplessità sull'operazione, già a suo tempo. Non sto, ecco, ci tengo a sottolineare, non sto assolutamente affermando in maniera certa che ci sia stato qualcosa che non va, ma che ci fossero delle perplessità, assolutamente sì, che ancora oggi, voglio dire, abbiamo. Nonostante questo si è andato avanti e noi sappiamo che oggi l'ex Fiera non sta andando né avanti né indietro, con dei non pochi, perché diversi sono i residenti che hanno visto ratti, che hanno visto persone scavalcare per entrare nelle proprietà, e qua sì che il comune è obbligato ad intervenire quando si parla di salute pubblica, perché è igiene, perché sta in capo alle competenze del comune. Questo era per fare anche, quindi, tram, galleria, ex Fiera, guardi, per un certo verso, e lo andremo ad analizzare nelle prossime settimane, anche in quel caso c'è di mezzo un imprenditore per quanto riguarda l'ex Coop di Altura. Oggi il comune continua su Altura, alla luce delle commissioni fatte, a dire che certi interventi, come il rifacimento dei marciapiedi, che ne va quindi della sicurezza dei pedoni, non risultano ad oggi prioritarie con le risorse destinate a bilancio. Io credo che, quindi per rispondere alla sua domanda, ci sia veramente una grossa sottovalutazione di tutta una serie di problematiche inerenti a delle progettualità che incidono in maniera forte sul nostro territorio. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Parla con me, buongiorno. Sì, prego. Sì. Buongiorno. Mi scusi tanto, forse ne avete già parlato, ma io purtroppo sono entrata in linea soltanto adesso. Adesso. Volevo chiedere, perché mi sembra che il consigliere Salvati se ne è occupato, come siamo sistemati con Villa Engelmann. Villa Engelmann. Nel senso, è stato in particolare
è stato fatto l'adersgambamento per i cani? Perché da certi messaggi sui social mi risulta di sì. Io ho provato a guardare, non la vedo, però in cambio vedo tanti cani che sgambano, dove poi i bambini vanno a giocare, eccetera, eccetera. E poi quel vialetto su, chiamiamolo Gloriette, che è in alto all'ingresso del Via dei Porta, è sempre uguale, è sistemato male. Ne avete già parlato? Sono fuori argomento? Non c'è problema, ne riparliamo. Bene. Grazie. Allora, Villa Engelmann, vi faccio vedere anche il servizio. È stata inaugurata poco tempo fa, allora vediamo proprio se è possibile, no? Da vedere dal PC. L'area di sgambamento. L'area di sgambamento, sì. Sì, prego. Ecco qua. Questo era il servizio curato dalla redazione di Tele4 qualche tempo fa con l'assessore Babuder, che da poco aveva preso l'incarico. Questa è l'area dedicata ai cani, lo dice anche il cartello, che è stata inaugurata poco tempo fa, un mesetto fa. Adesso vado un po' a spanne, dopo posso vedere anche la data del servizio volendo, così sono più esatto, l'8 maggio, quindi un mesetto fa, a Villa Engelmann. Però la parte della glorietta effettivamente è lavoro in corso, quello sì. Salvati. Guardi, su Villa Engelmann, giusto così, non per, ma anche questo ovviamente lo si può verificare, noi siamo partiti, era ancora nel 2000, non ricordo se 20 o 21, comunque era sicuramente prima delle elezioni, con una numerosa raccolta firme che ha visto interessati diversi residenti e cittadini della città di Trieste, che ancora una volta ringrazio per l'apporto dato, chiedendo tutta una serie di cose, tra cui anche l'area dei cani, ma anche il fatto che la glorietta venisse rimessa a posto, una parte dove da dedicare a un'area fitness all'aperto, far sì ecco che... la glorietta, questa qua, esatto. Lo vediamo un attimo. Che la parte sopra, la più... ecco, questa è la parte che adesso vediamo un po' così, tutta l'abbandono, ma per cui c'è in progetto, visto vedete le reti, no, le cancellate, una messa a posto, una messa a norma. Insomma. E non più tardi, credo che fosse più o meno un anno fa, l'assessore Savino in sede di commissione, su mia richiesta, ha illustrato lo studio di fattibilità su Villa Engelmann, giusto per rimanere sulle incompiute. Mi viene da dire molto bene che sia stata fatta finalmente l'area per cani, che a mio avviso però andrebbe molto più attrezzata. Guardi, non ci vuole tanto, adesso prendo in considerazione, quando noi andiamo al Giulia, ma quella mi pare sia stata, anzi quasi sicuramente è stata effettuata da dei privati, nella parte dietro del Giulia, quindi nell'uscita che da verso via Pendemonte, è stata fatta una piccola area per cani, che però è attrezzata. Io mi aspetterei, in effetti, spero che non sia appunto conclusa così, che venga un attimino attrezzata, ma non perché, devo dire, io non ho cani, ma perché mi è stato riferito da diversi appunto padroni che sarebbe il caso, non tante cose. La fontanella, giusto un paio di fontanella c'è, ma è un po' più in giù, è più fuori, fuori dal recinto. È fuori, esatto, un paio di giochigini. Ecco, l'attenzione per queste cose, anche perché spesso il centrodestra reclama di avere una certa attenzione per il bello, a mio avviso ci sta. Su tutto il resto di Villa Engelmann, cosa dire? Siamo ancora in alto mare, speriamo che entro la fine del mandato l'amministrazione e la giunta di piazza ha 4 anni per metterla a posto come dovrebbe, con il verde, anche questo che mi viene detto, la manutenzione continua ad essere scarsissima e le fontanelle, quelle che erano gli spruzzi, quindi il sistema idrico assolutamente non risulta essere adeguato. Le leggo un'altra mail. Buongiorno, mi sono rivolta varie volte alla gentilissima Barbara Odorico, sempre efficiente. Oggi approfitto di segnalare al signor Salvati di aggiungere ai vari disguidi di Cumano, Scomparini eccetera, che tempo fa all'altezza dei bottini di via Scomparini, di fronte al pub che è stato chiuso, un buco a Cegas, il cui manto è più basso rispetto al resto del pavimento. Ciò consente che al passaggio della 18 e dei camion i rimbombi arrivano risuonanti nelle case adiacenti. Si può livellare l'asfalto? Grazie Silvana. Ci giro anche questa? Sì, grazie. Bene. Ultima mail che leggiamo, poi andiamo in pubblicità. Possiamo fare più parchi giochi per bimbi e più panchine con poggiaschiena per gli anziani, possibilmente con un po' d'ombra. Ringrazio Renata, l'oggetto della mail è Luca Salvati vuole fare il sindaco.
Non ci credo finché non la vedo. Dopo la faccio vedere. La faccio vedere adesso. No, beh, io posso? Ho un prego, minuto? sì, ancora sì. Sull'area giochi l'abbiamo chiesto diverse volte nelle variazioni di bilancio. Adesso andremo in sede di assestamento. L'ho detto, devo dire, per me è stata una figura che saluto con affetto, l'ex presidente della provincia, che noi comunque continuiamo a chiamare presidente, Maria Teresa Bassaporovat, che anche nel suo ultimo mandato da consigliera comunale sempre sottolineava il fatto che comunque mancano delle aree giochi, bisogna assolutamente farne di più. È prevista la manutenzione, mi spiace dirlo, quella a Borgo San Sergio, mi spiace dirlo, è oggettivamente così, quella a Borgo San Sergio è da troppo tempo, continua a essere recintata e la manutenzione non è ancora stata effettuata. Grazie al consigliere Salvati per essere stato con noi, buona Grazie giornata. a voi. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco il consigliere Vatta dei Fratelli d'Italia. Conosco il fio. Ti conosco anch'io. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, 9-7 minuti con il consigliere comunale del gruppo di Fratelli d'Italia, Stefano Vatta, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Gianluca Paladini al mare, e detto così uno dice perché non lo fate lavorare? Sta lavorando in realtà ed è in compagnia del sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec. Buongiorno a entrambi. Non abbiamo l'audio. Avete l'audio? Adesso sì. Un po'. Adesso sì. Adesso mi sentite, perfetto. Allora, stavo dicendo Bernardo che mi fermerei volentieri a fare un po' di vacanza qua perché si sta molto bene, ma ahimè dobbiamo lavorare e siamo insieme al sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E tra l'altro, allora, è praticamente un anno di insediamento di Igor Gabrovec come sindaco. Un anno dalle elezioni, il 12 giugno di un anno fa si votava, diciamo che i risultati li abbiamo saputi il giorno dopo, domani, da qualche giorno partiva poi l'insediamento. Comunque oggi festeggiamo il primo anno di amministrazione di Duino Aurisina. Poi le chiederò un bilancio, prima però diamo senso al luogo dove siamo. Allora siamo nello stabilimento di Castelreggio, guardate ci sono già le persone, mattina sono le 9 passate da poco, però già la gente ha iniziato a venire, chi si distende sul Benesciuga, chi potrà prenotare ovviamente i lettini e venire qua a passare il tempo. Abbiamo visto già la gente iniziare ad arrivare, insomma è un lunedì, quindi ovviamente non è sabato, non è domenica, però possiamo dire che è partita la stagione balneare. Come partita? Beh, la stagione è partita da una settimana circa, è partita a singhiozzo. Devo ringraziare il meteo in un certo senso perché il maggio un po' piovoso non ha fatto apparire così lampanti i ritardi che c'erano, però abbiamo dovuto sottostare ad alcuni ritardi dovuti al passaggio tra il precedente gestore anche delle spiagge di Castelreggio e quello che abbiamo individuato come nuovo, però devo dire che in tempi record, grazie all'accelerazione dei miei uffici comunali ma anche e soprattutto alla velocità del concessionario che ha trovato spazi, mezzi, sdrai, chioschi in tempi record, la stagione è partita e in questi giorni si vede la gente finalmente arrivare, sono finite le scuole, chiuse le scuole, quindi parte anche per le famiglie il periodo che è il più bello dell'anno. Prima quando eravamo fuori ad aspettare il sindaco Gabrovec, sindaco, ci hanno chiesto, è arrivata una mail in diretta in redazione, quanto costa il parcheggio, magari le persone vedono in diretta dove siamo e si fanno un'idea di dove potrebbero andare al mare. Allora c'è un parcheggio che costa 1,20 € all'ora, giusto, però ci sono anche agevolazioni per i residenti. Sì, certo, come l'anno scorso abbiamo trovato un concessionario anche per i parcheggi dei prossimi 3 mesi, il prezzo è 1,20 € all'ora, ovvero scontato 90 centesimi all'ora per i residenti. Lo stesso vale per il parcheggio giornaliero, 7 € per i non residenti, 5,50 € per i residenti. Quindi si parla sempre di prezzi stracciati, stare una giornata al mare a Sistiana, mal che vada, per parcheggiare fuori nel piazzale pubblico ci costa 7 € e poi servizi in spiaggia per chi vuole, ma anche tanta spiaggia libera per chi decide di non prendere una sdraio o un ombrellone. Allora, tenendo ancora la linea per un paio di minuti, noi ci spostiamo verso il là col sindaco, camminiamo un po', poi noi andremo anche nella zona di Porto Piccolo lo diremo anche dopo, dove invece sappiamo le tribolazioni che ci sono state nei mesi scorsi, è un affare ovviamente tra gli stabilimenti privati, però ecco, lì deve veramente partire
partire più o meno ancora la stagione, giusto? Sì, Portopiccolo sta partendo con qualche ritardo, abbiamo l'albergo a 5 stelle che riaprirà a inizio luglio, un po' più in là riapre anche la spa e tutta una serie di servizi aggiuntivi. Ci sono stati ritardi per i passaggi che sanno tutti tra il precedente gestore e il nuovo gestore. Chi c'era prima, chi gestiva prima ha lasciato un buco, si dice di 6-7 milioni di euro se non più. È stato individuato un nuovo gruppo che gestirà albergo, stabilimento e diverse attività. Quindi parte in ritardo ma parte, l'importante è questo. Era comunque una diatriba tra privati, Portopiccolo seppur visto come una piccola frazione è pur sempre alla fine un grande condominio a fruizione pubblica, perché ci si entra e si esce, si passa liberamente, però è pur sempre una zona privata. So che fra poco è la pubblicità, Bernardo, ma faccio in tempo a chiedere al sindaco la domanda iniziale, cioè un anno di bilancio della sua attività, cosa è cambiato, cosa sta cambiando, quali sono le urgenze se ci sono in questo momento e quali sono anche se avete avuto delle difficoltà particolari in qualche gestione. Ma no, un anno entusiasmante, soprattutto passato come se fossero poche settimane. Abbiamo dovuto affrontare in tutti questi mesi emergenze quotidiane che quasi non lasciano spazio al programmare a medio e lungo termine. Comunque ecco, tante cose fatte, abbiamo dato uno sprint aggiuntivo ai nostri uffici, abbiamo riavviato, in alcuni casi concluso, dei lavori pubblici, altri progetti rimangono in pieno lancio, penso al sito paleontologico del dinosauro del villaggio del pescatore, che impegnerà la nostra amministrazione nei prossimi anni, ma una volta partito si dice che un sito di quel tipo può attrarre 500.000 di visitatori turisti all'anno, quindi importantissimo non solo per Duino Urisina ma direi per tutta la provincia, la regione e l'area transfrontaliera. Allora facciamo così, Bernardo, col sindaco ci spostiamo verso Portopiccolo, quindi ti ricederei la linea a tempo logistico di spostarci, poi so che fra poco hai la pubblicità e poi continueremo il nostro dialogo con Igor Gabrovec, a fra poco. Bene, a dopo, grazie. È già stato al mare, Vatta? Sì, io Assistiana? La Sistiana non ancora, sono più o meno una decina di giorni che ho iniziato, diciamo, a fare il bagno quando faceva ancora un po' freschetto e tra una pausa e l'altra, diciamo, che ho approfittato. Io sono socio da quando sono nato praticamente al Circolo Canottieri Saturnia, quindi zona Barcola, e poi ovviamente sono il socio io con la famiglia da tanto. Con gli amici invece frequentiamo la pineta di Barcola, il California, piuttosto che devo ancora andarci però al Boa Beach quest'estate a Muggia, che mi piace molto. Cosa mi dice rispetto ai lavori a Barcola che sono stati ultimati proprio per presentare il lungomare come ogni anno, diciamo, pulito e degno? Poi purtroppo ci sono gli incivili che sporcano, buttano rifiuti e compagnia. Sì, no, a cominciare dalle scalette, poi per tutti i servizi, anche i bagni pubblici che ci sono in pineta, per fortuna la stagione è iniziata con tutti i lavori ultimati, cosa che magari altri anni non era possibile per inadempienze magari di qualche ditta, pulizie varie. Però ci sono tutti i servizi e ho sentito anche proprio con Tele4, se non sbaglio, che parlavate anche di un questionario tra i residenti, tra i triestini, per quanto riguarda l'introduzione dei parcheggi a pagamento a Barcola. mi ha interessato abbastanza, diciamo, la risposta dei triestini, però è stato tutto pronto da subito, da inizio giugno a fine maggio. I triestini sono contenti, c'è tantissima gente che va al mare, c'è tantissima gente, e quindi sono contento così. Poi in futuro, a parte i grandi progetti che abbiamo visto parlare il sindaco, abbiamo visto parlare l'assessore all'ambiente Scocimarro, riguardo al raddoppio della linea di costa, a me interessa particolarmente anche tutto il discorso delle aree sportive, per esempio il campetto da basket in pineta, ma anche, ovviamente sapete che ho seguito anche l'area del terrapieno di Barcola, quindi prima dei Saturnia, Velica, tutti quei circoli, diciamo, sportivi, nautici, e ho seguito particolarmente il terrapieno perché mi interessa che ci sia una bella cittadella dello sport fruibile a tutta la cittadinanza e a tutti i giovani e non a tutte le famiglie di Trieste. Poi per quanto riguarda la pineta di Barcola, in futuro secondo me è importantissimo che, a parte quel campetto di basket e il calisthenics, che abbiamo visto le strutture
per gli sportivi ci venga fatto ancora qualcos'altro. Anticipo che domani mattina, in collegamento con Sveglia Trieste, dalle 8, quindi come oggi siamo partiti un attimo dopo, ma dalle 8 fino alle 10, con questi intervalli, diciamo, un po' si mescola il collegamento esterno con il dialogo in studio. Saremo proprio a Barcola agli attrezzi del Calisthenics con un personal trainer altamente qualificato, un ragazzo triestino molto in gamba, che ci spiegherà bene gli esercizi da fare, gli errori più comuni, i luoghi comuni sugli esercizi, sull'allenamento, la postura, l'attenzione proprio a come svolgere dell'attività sana, a che fasce muscolari si rivolge, insomma una specie di focus sulla ginnastica a corpo libero grazie a quegli attrezzi pubblici che possono usare tutte le persone senza dover pagare un biglietto o andare in palestra. Ci si va là, ci si attrezza, magari se c'è un po' di gente ci si distribuisce un po' qua un po' là, e allora domani mattina soprattutto l'istruttore vi farà, perché poi io sarò la cavia di turno, ma per evitare brutte figure farò il meno possibile, farà un po' di lezione riguardo la ginnastica a corpo libero, ma poi la sua competenza è molto trasversale, quindi apriremo il dialogo anche ad altro. Torniamo dopo la pubblicità, perché io su Barcola a Vatta ho un paio di domande da fare, ci vediamo tra poco. Bene, ritorniamo in diretta mentre guardiamo le immagini di Gianluca Paladin e Franco Torricella che si stanno addentrando in quello che è quelle che sono le località, Porto Piccolo Sistiana, ingresso riservato ai soci in questo cartello, ma poi anche il percorso che permette di addentrarsi dentro quello che è il gran comprensorio di Porto Piccolo. Vatta, io ho una domanda per lei su Barcola. Il detto dice, no, la vita che voglio è Barcola su scoglio. Bene, sì. Posta questa base, Barcola così com'è va bene, ma puntini. Ci sono spesso incidenti, si crea collo di bottiglia sulla strada, chi torna, chi viene dalla costiera, chi va via da Barcola, ha detto Polini, quindi c'è un affollamento, è impossibile trovare posteggio, cioè bisogna in qualche modo evidenziare anche i punti negativi, sebbene ci siano tanti punti positivi, no? Ecco, allora io su questo le chiederò un ragionamento. Mi chiede la linea però Gianluca Paladin, quindi intanto formuli la risposta nella sua mente, poi la spieghiamo ai cittadini anche da quello che è il suo punto di vista. Gianluca, di nuovo a te. Sì Bernardo, grazie. Allora di nuovo buongiorno. Allora siamo arrivati col sindaco Igor Gabrovec, sindaco di Duino Risina, a Porto Piccolo, dove insomma anche qui si sta piano piano risvegliando l'atmosfera. Gabrovec, io ne approfitto per farle un'altra domanda mentre facciamo vedere anche un po' la zona dove siamo, scendiamo ancora un po' di più magari così andiamo anche al sole. Tutti si ricordano gli incendi dell'anno scorso sul Carso, è stata un'esperienza incredibile perché davvero ha visto tutte le forze sul campo per far fronte a un'emergenza, ma c'è anche il concetto della prevenzione da dover promuovere. Ebbene, la Regione ha detto che ha già stanziato i fondi per quanto riguarda il problema siccità e il problema incendi. Poi è chiaro che alcune cose che potrebbero succedere bisogna anche imparare a governarle all'improvviso probabilmente, però lei mi parlava anche prima del concetto di prevenzione che è molto importante. No, sicuramente gli incendi sono stati il battesimo di fuoco della mia amministrazione. Appena insediati abbiamo affrontato il primo incendio a luglio, c'ero io, ho imparato cosa significa essere capo della protezione civile e cercare di dare risposte immediate a una situazione che era senza precedenti. Ecco, non lo dico io che ero sindaco da poche settimane, ma me lo dicevano persone ben più anziane, dei vigili del fuoco e la forestale, ecco, che una scena simile, situazioni simili da noi non si sono mai viste. Qualche settimana dopo, ad agosto, stavo in ferie e ho seguito il secondo incendio dallo stretto della Rocca di Gibilterra, in collegamento tutto il giorno con il mio vice sindaco che era qui, Mitja Petelin, con la protezione civile, con le forze dell'ordine. Ecco,
spero di non rivivere più quella situazione. In questo anno è stato fatto qualcosa, non è stato fatto tanto. Io temo sempre che passata l'emergenza, come in ogni cosa, andiamo più a vivere di speranza che non si ripeta, ma lo sappiamo che per la salute, così come anche per la salute dell'ambiente, in questo caso gli incendi, è importante la prevenzione. Con la Guardia Forestale, col Corpo Forestale della regionale abbiamo intrapreso un progetto proprio di pulizia di alcuni tratti che erano maggiormente esposti. Le ferrovie so che stanno facendo del loro meglio per mettere in sicurezza il bordo binari, perché è un dato di fatto, ma si esprimerà la magistratura che ha i fascicoli sugli incendi scorsi. Buona parte degli incendi partiva anche dalla ferrovia, quindi è una zona complicata. Poi ci sono gli incendi dolosi, il fuoco non parte da sé, può succedere ma non parte da sé. È importante fare manutenzione dell'ambiente, quindi sostenere gli agricoltori anche nella pulizia dei boschi, perché non puoi imporre qualcosa senza finanziamenti. Essere proprietari di un bosco, di terreni agricoli, non deve essere una colpa. Quindi incentivi dal punto di vista normativo e anche finanziario, perché è un investimento. Io non so quanto ci sono costati esattamente, qualcuno lo sa, gli interventi, i Canadair, le forze sul terreno e poi il danno che ne è derivato. Però far prevenzione non può costare di più, quindi la prevenzione è un investimento, e poi avere un territorio curato, il bosco utilizzato anche economicamente, le zone attorno alle frazioni coltivate e non boscaglia, ecco, ce n'è un ritorno di immagine e poi successivamente o anche no un ritorno dal punto di vista della sicurezza e come prevenzione. Temete il problema siccità anche quest'estate, collegato agli incendi sì, ma anche banalmente alla mancanza d'acqua per irrigare i campi, per esempio? No, sicuramente il tema dell'importanza dell'acqua era conosciuto sul Carso, perché l'acqua non c'era mai in Carso, per questo c'erano cisterne pubbliche e private, tanti pozzi, che negli anni del boom economico, quindi avendo l'acquedotto a portata di ogni utenza domestica, sono andate un po' in disuso. Io credo che nei prossimi anni andremo a riscoprire quello che sono le antiche cisterne, i pozzi laddove ci sono, verranno sicuramente costruiti pozzi nuovi, ma anche, ne ho parlato più volte con l'amministrazione dell'acquedotto del Carso, ne sono proprietari 3 comuni minori, Sgonnico, Morupino e Duino Urisina. Si faranno investimenti nel creare dei bacini di sicurezza per affrontare situazioni di emergenza e di siccità. Tanti nuovi vigneti anche vengono, almeno nella fase iniziale, irrigati. Devi sostenere le giovani barbatelle con acqua aggiuntiva, poi magari il vigneto deve partire da solo e quindi questo tipo di cultura non necessita di irrigazione continua, però ci deve essere. E se vogliamo sviluppare altra agricoltura di qualità dobbiamo immaginare che prendere atto che i cambiamenti climatici ci portano a rendere l'acqua sempre più preziosa, non sprecarla, quindi riutilizzarla, da quella meteorica alle falde acquifere. Quindi è un qualcosa di preziosissimo, in altre parti del mondo lo sanno da molto tempo. Per noi l'acqua dal rubinetto, pulita, utilizzabile e a basso costo, era un qualcosa di scontato, non lo è. Allora Sindaco, con queste bellissime immagini tra l'altro anche del porticciolo qua, della baia diciamo di Portopiccolo, noi restituiamo la linea a Bernardo. Sindaco, un flash al volo, qui deve ancora diciamo partire davvero, ecco. Portopiccolo è stato immaginato come un resort, una zona turistica di alto livello. Io credo che non sia mai decollato come potrebbe, come dovrebbe. Conto davvero di sviluppare con la nuova amministrazione dell'offerta turistica una collaborazione fattiva e che non si arrivi più alla situazione che abbiamo visto negli ultimi 6 mesi, ecco, con dipendenti in situazioni di incertezza, certo. Strutture chiuse che poi creano un danno per tutti. Portopiccolo che dorme, i negozi chiusi, l'albergo chiuso, la spa chiusa, è un danno per tutti quelli che lavorano sia nell'entroterra che nella Baia di Sistiana. Grazie Sindaco. Bernardo, noi ci spostiamo di nuovo a Sistiana, anzi a Castelreggio, allo stabilimento per un ultimo collegamento. Ovviamente adesso ti lascerò la linea anche per poter dialogare con l'ospite. A fra poco.
Grazie al sindaco e a Gianluca Paladin, e ha ragione, insomma, un comprensorio così grande su cui si è investito così tanto, chiuso, senza le attività, non è solo la morte sua, come si dice in casi in verità opposti, però è proprio un danno anche per tutte quelle persone che hanno lavorato in questo periodo, per il potenziale sviluppo, per gli investimenti e tutto il resto. Da Sistiana ritorno a Barcola per la domanda che ho fatto prima, la vivibilità, no, di Barcola d'estate, i residenti, poi figuriamoci, è messa comunque ogni anno alla prova non costume, ma alla prova, diciamo, sociale, no? Sì, ma infatti i discorsi appunto che ho già citato del raddoppiamento della linea di costa, di aumentare le corsie, diciamo, anche per le automobili, comunque per il traffico, per il movimento tutto il lungomare di Barcola, quindi partiamo già da zona Castello Miramare, Grignano, Sistiana, fino ad arrivare alla città. È importantissima perché appunto nelle ore più gettonate dalle persone, sia diciamo dal dopo pranzo fino alla sera, d'estate Barcola è veramente difficile da vivere, perché ovviamente tutti quelli che si spostano in macchina, sia che arrivano fuori città, sia che vadano via da Barcola, viaggiano a una velocità di pochi chilometri orari. Chi è in motorino ha la fortuna di magari fare qualche zigzag tra le auto, mentre i mezzi pubblici sono comunque per fortuna presenti, perché ricordiamo che d'estate non c'è solo la 6 ma anche la 36 che è doppia ed è grande, però comunque sono sempre pieni per fortuna, perché comunque c'è molta gente che usa le autobus, altrimenti non avremo assolutamente nessun posteggio. Per quanto riguarda i posteggi, per fortuna c'è una grande disponibilità a Barcola, perché se pensiamo a tutto il lungomare offre dei posteggi gratuiti per le autovetture. Io da quest'anno non uso più la macchina, ma mi muovo piuttosto in scooter, anche per comodità, perché d'estate lo preferisco, però sicuramente sul trasporto pubblico e sul numero di parcheggi diciamo che sono quei due i tasselli su cui magari si può aggiungere ancora qualcosa, però migliorare un trasporto pubblico dove mi pare che ogni 5, 6, 7 minuti ci sia una 6, una 36, penso sia complicato. E per quanto riguarda i posteggi, che secondo me dobbiamo già ringraziare che sono ancora gratuiti, visto che ormai si paga praticamente tutto, magari ci si può lavorare, nel senso non so quali possono essere le zone adesso da valutare, da ampliare, però sicuramente ci si può fare qualcosa. Sono granché. No, adesso mi viene in mente, ma è molto più avanti, zona prima del Castello di Miramare sulla destra, andando su per la Sissa. Beirut. Sì, c'è questo il parcheggio, esatto, che potrebbe essere utilizzato, però stiamo parlando comunque di qualche chilometro più avanti rispetto alla zona Pineta, California, certo, sempre piena e stracolma di gente. Quello è il discorso. Magari una linea marittima. Anche. Sì. E uno dice sì, cosa faccio? Partire dal Molo Audace per arrivare al CEDAS? Perché no? Magari costano a sproposito e uno dice giocano male la candela, però ci si può ragionare. Sentiamo una telefonata prima della pubblicità. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Allora, il giovanotto è di Forza Italia, di chi è? Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, sono sempre là. Allora, io volevo dire un poco sulla politica, posso? Sì. Allora, io vorrei tanto che il giovanotto direi alla Meloni di non mettere Bonaccini, che non lo vogliono, perché li avvionati non lo vogliono, e neanche la slime. E la slime noi non la vogliamo, la odiamo proprio, noi e Chiesa, nell'età mia, perché non ha posato altro che odio e violenza, specialmente sui giovani, perché è talmente antipatica e brutta che proprio, allora, un cardinale di Roma e un giornalista ha detto che dovrebbe dare le dimissioni. Dico solo questo e non dico altro. Dite alla Meloni di non mettere Bonaccini e la slime, per cortesia, perché non la vogliono gli alluvionati. Questo dico. Grazie tante e buona giornata. Ok.
completamente altro argomento, ma non fa niente, siamo abituati. Passiamo da Barcole alle Meloni. No, mi sarà un po' complicato. Non ho sentito tutto, ma devo dire un saluto alla signora, devo dire onestamente che mi sarà un po' complicato fare demordere l'eventuale scelta per quanto riguarda l'Emilia Romagna alla Meloni, però sì, diciamo che posso anche condividere il fatto di questo PD da un po' di anni che ha perso un po' è oggettivo che abbia perso speranza nell'elettorato, soprattutto nella fascia media e anche giovanile, perché ricordiamo che alle ultime elezioni dai 18 ai 30 anni Fratelli d'Italia è stato il partito più votato, mentre dai 18 ai 25 se non sbaglio il terzo polo addirittura, quindi anche nella fascia giovanile hanno perso molta credibilità. La Schlein assolutamente diciamo che non ha la mia stima politica, mentre per quanto riguarda Bonaccini so essere un buon amministratore regionale, quindi non so che scelte vadano fatte e quindi diciamo che mi sembra sia un commissario speciale per tutta la ricostruzione, per l'emergenza Emilia Romagna, non so che scelte vadano fatte, però sicuramente una persona che conosce il territorio, che conosce la regione, può essere magari più incisiva per alcune scelte, per alcune decisioni. Poi sicuramente anch'io preferisco, dato che adesso il governo è centrodestra, dopo tanti anni che la gente lo attendeva, spero che venga magari nominato qualcun altro, magari anche più tecnico, che è abituato a gestire queste emergenze. Dobbiamo dare pubblicità, breve pausa, tra poco. Riprendiamo la nostra trasmissione, abbiamo Gianluca Paladin da Sistiana che, come abbiamo già visto negli altri collegamenti questa mattina, ci sta facendo vedere da un lato come si è preparata la località per la stagione estiva, dall'altro in compagnia del sindaco Gabrovec anche altri dettagli relativi al suo anno di mandato, all'emergenza incendi che abbiamo sentito poco fa essere stato uno dei punti più difficili anche di inizio impegno da sindaco di Igor Gabrovec, ma un po' di tutta la provincia, con i roghi che hanno toccato diverse comunità, diversi territori dell'Italia e anche della Slovenia. Quest'estate siamo tutti un po' sul chi va là, almeno parlando con i vigili del fuoco, con la Guardia Forestale, Protezione Civile. Si è creata una sorta di fobia incendi, non dico per tutti, non voglio fare di tutto l'erba un fascio, ma a qualcuno, anche per persone con il quale ho avuto modo di parlare, ci hanno detto già le prime avvisaglie, no? Anche questi giorni magari un po' di fumera perché viene fuori da qua, scatta un attimo, non diciamo psicosi perché sarebbe un termine troppo forte, però un'allerta diversa dal solito, no? Normale, no, normale, diciamo che ci ricordiamo tutti cosa è successo l'altro anno, che è stato abbastanza devastante e scioccante, e quindi è ovvio che nel momento in cui si parla di riscaldamento globale, cambiamenti climatici, emergenza caldo, ogni anno sempre più caldo, ci sono dei periodi dove veramente non piove o comunque c'è un'afa pazzesca, è normale che la gente inizi ad aver paura o comunque stia allerta ad ogni minimo fumo presente. Poi non sono così catastrofista ovviamente, però sicuramente bisogna lavorare sulla prevenzione da questo punto di vista. Sicuramente. Gianluca, se hai modo ti restituisco la linea perché abbiamo anche una domanda da casa, anzi due, per il trasporto pubblico relativo a Sistiana. Perché la linea 70 per la Baia di Sistiana opera solo sabato, domenica e festivi? Questa è la prima domanda. La seconda, perché non si possono usare gli abbonamenti annuali per raggiungere Sistiana da Trieste, quindi restando dove opera Trieste Trasporti con la linea G51. Ok, allora risponderemo a queste domande con il sindaco. Prima però volevamo fare anche una battuta con Stefano Raso, gestore dello stabilimento di Calsterreggio, che è appena arrivato. Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Abbiamo già mostrato lo stabilimento, abbiamo fatto vedere la gente che è già iniziato a prendere posto, c'è la parte libera davanti al bagnasciuga, poi volendo si può accedere alle ombrelloni, poi c'è il servizio ovviamente per le bevande, per il cibo, insomma è tutto pronto per questa stagione. Siete partiti? Come sta andando? Direi di sì, sta andando bene, noi abbiamo aperto da poco perché comunque abbiamo fatto dei lavori in tempi molto veloci, direi quasi da record,
e il tempo, insomma, anche questo fine settimana è stato un po' ballerino, non era sicuramente, comunque la gente è venuta, gli abbonati ci sono, abbiamo avuto comunque la nostra affluenza. Io sono contento perché comunque lo definirei appunto un paradiso a prezzi veramente contenuti, lo stabilimento di Castelreggio, uno stabilimento storico, abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo, mi sembra che il risultato sia comunque molto molto buono, i presupposti sono tutti, gli abbonati sono contenti, sono stati intervistati anche da un quotidiano locale, hanno lasciato interviste, sono tutti entusiasti, quindi io direi che ci sono tutti i presupposti per fare una gran bella stagione. Ecco. Ci sono i parcheggi che costano anche poco qua fuori, c'è la possibilità di stare gratuitamente davanti al mare, no? Assolutamente, c'è la spiaggia libera, quindi se uno volesse usufruire della spiaggia può parcheggiare all'esterno, i prezzi comunque contenuti, anche quelli imposti dal capitolato del comune di Orisina, e può venire giù, c'è lo spazio per il suo ombrellone o l'asciugamano senza andare a usufruire di nessun tipo di servizio, quindi la spiaggia è completamente libera per più del 50%. Allora, mentre Franco Torricella sta continuando a mostrare lo stabilimento, le faccio un'ultima domanda. Ci sono invece delle preoccupazioni, o meglio, il proseguo di questa stagione, avete paura di incontrare difficoltà magari piuttosto che no? Perché diciamo che non è un segreto, tra l'altro, che gli incendi in zona l'anno scorso hanno creato non pochi problemi qui sul Carso, tra l'altro non proprio qui ovviamente, molto più in alto, però insomma ci ricordiamo l'estate scorsa che è stata un'estate di emergenza. Avete visto anche voi quello che è successo? Io ero qui anche lo scorso anno, tra l'altro, ma questi sono casi fortuiti che non dobbiamo neanche andare a prendere in considerazione. L'unica incertezza è il tempo, il meteo, certo. Una bella stagione, altre preoccupazioni non ne vedo. C'è questo anticiclone che non vuole entrare e non vuole buttare via questa bolla di maltempo. Si tratta solo di una preoccupazione meteorologica, ma chi opera stagionalmente sa benissimo che insomma alla fin fine uno deve trarre delle conclusioni su un periodo medio-lungo. Un anno va bene, un anno va benissimo, un anno va male, e quindi siamo in balia del tempo. L'unica preoccupazione che c'è, ma penso che sia più che normale, ecco, per tutti. Allora Stefano Raso, io la ringrazio davvero e buon lavoro ovviamente. Grazie. E vi aspettiamo qua, insomma, numerosi. Ah beh, Bernardo, io un saltino qua forse lo farò, perché visto non lo conoscevo bene il posto, ma adesso che ho imparato a conoscerlo ne approfitterò. E mentre salutiamo Stefano Raso, io riprendo la linea col sindaco prima di cederla tu per quelle domande che tu da casa mi avevi fatto, che però ti prego Bernardo devi ripetere. Perché la linea 70 per la Baia di Sistiana opera solo sabato, domenica e festivi? Prima. Sì. Perché la linea 70 per la Baia di Sistiana opera solamente nei festivi del sabato? Questa è la domanda che ci è arrivata via mail. Perché in quei giorni nei festivi c'era più richiesta. L'offerta è un po' anche dettata da quella che è la domanda. Allora noi vediamo come parte la cosa, valuteremo con Trieste Trasporti anche l'opportunità, la possibilità di ampliare anche i collegamenti con la Baia. Al momento è così, diciamo che in Baia ci sono comunque oltre 1 migliaio di parcheggi a prezzi tutto sommato contenuti, quindi lo spazio c'è. Cercheremo ancora più di agevolare con chi vuol venire in autobus anche nei giorni extra weekend. Bernardo, questa è la risposta del sindaco Igor Gabrovec, ma avevi un'ultima domanda. La leggo: perché non posso usare l'abbonamento annuale per raggiungere Sistiana da Trieste, quindi restando dove opera Trieste Trasporti, con la linea G51? Con la linea G51 perché non posso usare l'abbonamento annuale per raggiungere Sistiana, la Baia di Sistiana? L'ho formulata così, Bernardo, giusto? Sì. No, girerò la domanda a Trieste Trasporti, ecco, non conoscevo questo dettaglio tecnico, va capito perché, sicuramente. Beh, questo è anche il bello di poter porre domande in diretta con i nostri telespettatori che ci stanno guardando, e già questa è un'ottima notizia, visto che vedono anche quello che mostriamo. Bernardo, a questo punto io ti ricedo la linea, così puoi dialogare per l'ultima parte della trasmissione con il tuo ospite. Ringraziamo il sindaco Igor Gabrovec, Duino Orisina, per essere stato Fai una domanda al sindaco da parte mia. Grazie a tutti voi, vi aspettiamo a Sistiana, è davvero bellissimo. Sindaco, un'ultima domanda da parte di Bernardo. Sì, Bernardo, dimmi. Gli manca il ruolo da consigliere regionale?
Questa è una bella domanda. Le manca il ruolo di consigliere regionale? O è meglio come sindaco? Diciamo che non ho il tempo per pensarci, mi mancano alcuni colleghi, alcuni collaboratori, ma il lavoro di sindaco è più appassionante. Però riesce anche a dialogare magari con la regione ogni tanto, se ci sono dei bisogni c'è un canale diretto oppure no? No, sicuramente. Allora, nella rubrica telefonica ho i telefonini di tutta la giunta e di quasi tutto il consiglio regionale, quindi sicuramente aiuta, il contatto è diretto e frequente. Possiamo dire che come amministratore rispetto al consigliere regionale lei di fatto appunto amministra, quindi vede la realtà locale ogni giorno, e come noi riceviamo le mail e le segnalazioni che portiamo lei, poi lei riceve anche le segnalazioni, i consigli e anche ovviamente gli applausi che vanno bene dei cittadini. Sì, anche le critiche. Diciamo così che fare il sindaco è ampliare il cortile di casa a tutto il comune, ecco, e devi avere questo approccio, una famiglia allargata alla quale tengo, che la conosco tutte le frazioni, la gente sa dove trovarmi, ecco, questo è il pregio e forse il problema di essere sindaci di un comune piccolo come il nostro. Allora aspetti sindaco, perché Bernardo gli stanno venendo in mente tutte adesso. Ha un'altra domanda, Bernardo, prego Berna. Volevo domandare al sindaco se il rapporto con gli altri sindaci della provincia è collaborativo sotto la chiave turistica, perché insomma è inutile nascondere il fatto che il comune di Duino Urisina, come quello di Sgonico, Marruppino, San Doligo della Valle, sono amministrati comunque da esponenti di centrosinistra. Trieste e Muggia invece hanno Di Piazza e Polidori, che sono espressione del centrodestra. Quando si parla però di turismo tutti dicono dobbiamo fare sistema. Allora la mia domanda è: questo fare sistema, il sindaco con il capoluogo regionale, volendo con Muggia e con gli altri comuni, lo vede attuato sulla pratica, oppure diciamo c'è ancora un po' di freno su questa collaborazione piena? Allora sindaco, c'è collaborazione tra i sindaci dei vari territori della Venezia Giulia, considerando che alcune amministrazioni sono di espressione centrodestra, alcune sono invece di espressione centrosinistra, e poi in chiave turistica, dove si dice sempre a livello regionale che sul turismo bisogna fare sistema e bisogna essere collaborativi a 360 gradi, c'è davvero questo sistema che viene attuato, quindi tra le amministrazioni un dialogo continuo per potenziare il turismo piuttosto che far fronte a varie emergenze? No, sicuramente ci sentiamo e vediamo molto di frequente, soprattutto i sindaci dei comuni minori. Trieste è una storia a sé stante, è una metropoli, ha una vita sua. Noi siamo un po' il riflesso di Trieste, che se Trieste funziona, ecco, ci sono dei buoni presupposti per far funzionare l'offerta e le presenze anche turistiche anche da noi. Abbiamo visto un incremento anche nei nostri comuni, come da Muggia a Duino a Urisina siamo anche nell'ambito sociosanitario, quindi tutta una serie di strutture che ci aiutano e ci impongono di collaborare. Possiamo fare molto di più, soprattutto nel campo del turismo, sportelli di lavoro, non soltanto sociale. Nessuno di noi è un'isola a sé stante, possiamo svilupparci soltanto se collaboriamo, ma non soltanto a livello provinciale, a livello transfrontaliero e regionale. Siamo un posto bellissimo se visto complessivamente, ciascuno messo a sé stante, è come il gioiello, il diamante, il pezzettino singolo di una corona, ecco, ma la corona va vista nell'insieme. Grazie a Igor Gabrovec, sindaco di Duino Urisina, e buon lavoro sindaco. Grazie, buon lavoro anche a voi, un saluto ai nostri telespettatori. Grazie Bernardo, ti ricevo la linea, un saluto a te, al tuo ospite e ai telespettatori. A te Bernardo. Grazie a entrambi, al sindaco e a Gianluca Paladin. Ci sono ovviamente tante attività che quando si parla di turismo si possono fare, si potrebbero fare, e che guardano a migliorare diciamo il flusso, che oggi abbiamo visto a Trieste essere anche molto spinto in questo periodo. Raddoppiato in 10 anni, 1 miliardo, cioè da 700.000 a 1,4 milioni previsto per la fine dell'anno, quindi sul comparto turistico si è investito tanto, l'amministrazione comunale ha investito tanto. C'è stato un lavoro non solo comunale ma di tutti i soggetti, quindi il Federalberghi, il presidente D'Agostino anche, che ha gestito varie situazioni, ed è un qualcosa che secondo me è essenziale per la città. Io tra l'altro ho fatto l'istituto Da Vinci per le superiori, quindi sono specializzato in perito turistico, e diciamo che c'è un lavoro dietro che parte dall'accoglienza delle persone, magari pernottamento
o sosta nella città e che dà da mangiare a tante famiglie sicuramente, perché tutti i locali pieni di gente, tutti i bar pieni di gente, i negozi con la gente che ci va a comprarci. Non è facile perché abbiamo visto in questi anni ci sono molte difficoltà e la gente, gli stipendi rimangono uguali, i prezzi aumentano sempre di più, quindi sicuramente sono soldi che, allora, se una persona triestina percepisce uno stipendio e spende in un bar, fa girare l'economia. Se invece ci sono delle persone esterne alla città che entrano a Trieste e spendono a Trieste, sono soldi in più, quindi non sono sempre gli stessi soldi che girano delle persone abitanti in quella città, ma sono dei soldi che se no non avremmo, quindi c'è un giro economico, un vogliano economico da parte del turismo molto molto importante. Qual è l'aspetto, il punto di forza di Trieste nel turismo, secondo lei? Io credo ci sono due punti forti, secondo me i prezzi, perché rispetto alle altre città europee è molto più accessibile, me lo dicono tutti i turisti, comunque per esempio la mia ragazza è austriaca, quindi posso fare un paragone con Vienna, per esempio noi siamo una piccola Vienna col mare e con il Carso, quindi con un terzo dei prezzi. E con la Sacher adesso anche. E con la Sacher. Rispetto a Vienna, no? Assolutamente. Assolutamente. Sì. Per sorridere. Beh, l'ho mangiata sabato mattina, tra l'altro. L'ho provata anch'io, tanto discussa. Devo dire che... Prego, finisca. No, finisca. No, allora stavo dicendo dei prezzi, sicuramente una cosa che attira molto, e poi sicuramente la posizione, perché siamo in mezzo tra i Balcani, l'Europa, e comunque abbiamo l'accesso al mare, quindi la posizione di Trieste è strategica sia per i crocieristi che per il trasporto su ruota, che per anche l'aeroporto, le ferrovie, quindi abbiamo veramente una posizione strategica. Io dicevo della Sacher che a me fa in qualche modo sorridere, no? Il fatto che è diventato un po' un meme. A parte un meme, ma anche sono andato a provarla, no? Come se fosse qualcosa di esclusivo. Metto la medaglietta adesso, no? Così, insomma. Dico, non le sto dando una colpa fatta, però si è creato talmente tanto marketing involontario, volendo, insomma, a guardare la situazione. Non è che c'è stato il caffè Sacher che dice ho fatto un qualcosa di particolare, non ho fatto niente, nel senso sono arrivati e hanno cominciato a vendere. Però si è creato talmente tanto marketing attorno a questo posto, giusto o sbagliato che sia, che è diventato, a un certo punto uno dice sono andato, no? È come se fosse un posto esclusivo, un posto impossibile da raggiungere, uno dice sono andato ad Euro Disney, io non è che ogni giorno vai ad Euro Disney, no? Ma io non ci sono mai stato, mi piacerebbe andare, portare magari i bambini, eccetera. Però fa un po' sorridere, no? Però senza nessun tipo né di vergogna né di posizione. È una constatazione. Ho studiato un po' queste cose, mi piace anche analizzarle, è divertente. Il presupposto estivo sicuramente fare una collezione Caffè Sacher. No, a parte gli scherzi, sono andato sabato mattina con mia zia, la mia ragazza, e per provare questa tanto discussa, tanto parlata torta Sacher. Io a Vienna non ci sono stato perché c'era una fila di 200 persone la prima volta, e la seconda volta era un orario serale, non avevo voglia di torta. Non vado mattissimo per i dolci, non vado matto della Sacher perché come Sacher, come abbinamento non mi fa impazzire. Infatti ho visto il servizio palatine o Sacher, non mi ricordo che emittente fosse, dove mi pare che abbiano vinto addirittura le palatine o comunque c'è stato un pareggio, però devo dire che è veramente buona. Il prezzo effettivamente è alto, non è un posto in cui andrei a fare la colazione abituale ogni settimana, perché sicuramente andare a pagare con la fetta di torta il caffè 12 euro, 11 euro, 13 euro non è per tutti, non è neanche per me, a dire la verità. Però diciamo che l'ho provata, è il libero mercato, quindi sicuramente una realtà storica prestigiosa e anche solida, che si trasferisce a Trieste e che investe a Trieste è sempre importante. Abbiamo parlato per il comparto turistico, l'aumento di turisti che è previsto per quest'anno, ma vediamo che è un numero sempre crescente. Secondo me diventerà una meta turistica, assolutamente, come un hard rock magari in altre città, che la gente fa la fila. La Sacher, eccolo, ho fatto anch'io a Barcellona, e la Sacher sarà la stessa cosa.
E poi io conosco anche tra l'altro un ragazzo che lavorava prima al Caffè degli Specchi, adesso lavora lì, ha un anno più di me, è molto giovane, e anche loro questa pubblicità che è stata fatta, un po' questa denigrazione sui social, non l'hanno vissuta, cioè hanno detto vabbè chi se ne frega, la gente viene comunque, però non è tanto bello dal mio punto di vista, perché sicuramente, come dico anch'io, il prezzo è alto e quindi pagare un caffè 3,50 €, una torta Sacher 8,90 €, vado a pagare 12 € non è per tutti e non lo faccio abitualmente, però una realtà appunto solida, importante, che viene a investire a Trieste e che comunque presenta gli stessi prezzi di Vienna, diciamo che non c'è c'è solo da gioire secondo me, perché appunto porta anche quello, porta gente, fa girare l'economia e quindi è solo da apprezzare, e fa parlare di Trieste soprattutto. Sì, ma poi diventa... una curiosità, la ragazza austriaca l'ha mangiata? Sì. E cosa ha detto? Magari rispetto a una sua abitudine più consolidata è uguale a quella di Vienna, cioè è uguale, non cambia niente. Qualitativamente la stessa. Ha ritrovato coerenza? Sì, assolutamente, perché tra l'altro se non sbaglio sono proprio le stesse portate qua. Esatto, comunque non le fanno qua. E anche il negozio, cioè l'interno tra l'altro, io l'ho visto di sfuggita una volta, ma mi ha detto anche lei che è fatto praticamente uguale, con questi pacchettini infilati tra gli scaffali. Sì. Abbiamo una telefonata prima della chiusura, buongiorno. Buongiorno a loro, sono Giorgio. Prego. Saluto lei, dottor Voluta, saluto il ospite. Brevemente, allora io condivido assolutamente quella che è la visione che ha espresso fino a poco fa il suo ospite rispetto a quello che è l'importanza strategica di Trieste rispetto all'Europa, rispetto al transito, diciamo così, turistico. Apprezzo da parte del suo ospite ed è legato evidentemente alla sua età questo essere propositivo, questo vedere le cose in maniera molto molto diversa dalla mentalità, passatemi il termine, vi prego, retrograda del triestino medio. E in questo senso mi volevo riallacciare solo al discorso trito e ritrito inverosimile sull'apertura del Caffè Sacher, no? È evidente che si parla anche qua di una novità, ma affrontata chissà perché qui da noi con una mentalità paesana, senza nulla togliere, nel senso che effettivamente forse è proprio quello il problema di questa bella addormentata, no? Mi riferisco alla città, cioè nel senso a fronte di un qualcosa di nuovo che poi alla fine voglio dire tanto nuovo non è, ci deve essere comunque questo approccio del migratorio o comunque critico a prescindere. Faccio soltanto questo brevissimo esempio, cioè siamo ancora vincolati, no, a chi va a mangiare, che ne so, la crema Carsoline spende 5-6 euro senza batter ciglio, qui con un prodotto di qualità, con un brand importantissimo, con una storia alle spalle che ne fa in qualche maniera un valore aggiunto e lo rende unico. Abbiamo la fortuna di poter ospitare appunto questo tipo di realtà nella nostra città con la sua storia eccetera eccetera. Cosa fa il triestino medio? No? Si aggrappa all'unica cosa che può essere in qualche maniera contestabile, no? Cioè il prezzo, eccetera eccetera. Secondo me queste sono cose della luna. Chiudo con una brevissima battuta. Quello che invece io trovo veramente tristissimo è che rispetto a quello che dovrebbe essere l'approccio a questo tipo di dolce, questo tipo di realtà, questa anche valorizzazione, diciamo, di questo prodotto, è per dire il solito triestino medio si presenta e chiede il capo in B. Cioè io ricordo tanti anni fa di essere stato all'Hotel Sacher di Vienna, dove lo stesso marchio per esempio consiglia il tè, no? I famosi tè neri dell'India, no? Mi ricordo c'è uno proprio prodotto dal marchio Sacher, aromatizzato, se non vado errato, al gelsomino, piuttosto che chi beve qualcosa di alcolico va assunta con un vino liquoroso, no? Però qua siamo ancora al capo in B. No, lei sa benissimo, e chiudo, che se noi andiamo a Monfalcone neanche sanno che cos'è. Quindi veramente una mentalità retrograda che si scontra con qualcosa finalmente di nuovo, ma cioè, è aperto, lo si vive e fine, no? Questo di Stato io non lo vedo. Grazie e complimenti al suo ospite ancora. Grazie, vabbè, ma l'abbiamo detto, insomma, penso più di una volta. Poi
talvolta sono i modi che stonano, no? Diciamo che dopo... Però alla fine quello è un privato, ha fatto il suo prezzo, se avrà ragione, se non avrà ragione chiuderà, nel senso come tutte le aziende. Ovvio. Ringrazio innanzitutto il telespettatore per le belle parole, poi appunto questa diciamo denigrazione soprattutto social sembra quasi un boicottamento, no? Ed è secondo me l'approccio sbagliato, nel senso se a me non piace un locale non ci vado, molto semplicemente. Ma non ho bisogno di parlarne male. Esatto, certo. O per esempio abbiamo visto Porto Piccolo prima in servizio, se io non ho uno stipendio, non ho dei soldi che mi permettono di andare, che ne so, 2 giorni a Porto Piccolo, non lo faccio semplicemente. Anche la frase fantomatica del sindaco di piazza l'ha detto in parole povere, spicce, però alla fine è così. Il concetto era quello, qualcuno ha turbato il se non guardi. Esatto, probabilmente è quello che la gente pensa, che magari dice oddio l'ha detto il sindaco, che brutto, magari lo dice alla vicina o alla zia. Dobbiamo chiudere, sì. Abbiamo superato le 10. Salutiamo tutti e come abbiamo ricordato per esempio anche il KNB, ovviamente un caffè del genere, con dei prezzi del genere, se inizi a vendere il caffè al prezzo basso la gente inizia ad andare a bere il caffè, sta là un'ora al tavolo e quindi sicuramente il prezzo del caffè è quello il motivo e la motivazione. Auguro del bene allo staff e a tutti quelli che lavorano al Caffè Saccar e saluto tutti i telespettatori augurando buona estate perché abbiamo bisogno di mare e di rilassarci un po' anche. Grazie al consigliere Vatta, noi chiudiamo qui, siamo anche un po' in ritardo, arrivederci.